Buongiorno e ben ritrovati, rieccoci insieme in diretta con tanti aggiornamenti, notizie. Anche oggi giornata importante perché si deciderà a livello nazionale per quanto riguarda un'estensione del Green Pass per il personale scolastico e i mezzi di trasporto. Questa mattina cabina di regia, nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri dal quale dovrebbero arrivare le nuove indicazioni e quindi probabilmente un nuovo decreto legge che andrà a sostituire quello che è già in vigore e che prevede da domani l'obbligo del Green Pass, della certificazione verde per alcune realtà. Pensiamo a ristoranti e bar al chiuso, ma poi piscine, palestre, musei, cinema, parchi di divertimento, insomma una serie di realtà per accedere alle quali da domani sarà necessario presentare appunto la certificazione verde. Questo dunque si attende di capire come il governo si muoverà innanzitutto per quanto riguarda proprio il personale scolastico, perché se da un lato sembra ormai certo che il Green Pass non verrà chiesto per gli studenti, potrebbe invece diventare obbligatorio per il nuovo anno scolastico per insegnanti e personale ATA e i sindacati da questo punto di vista hanno detto la decisione spetta al governo. L'altro settore è quello proprio del trasporto pubblico, si parla di lunghe percorrenze, quindi non il trasporto locale, si parla di treni e aerei dove appunto dal 1° settembre, questa perlomeno è la data indicativa dalle indiscrezioni di queste ultime ore che potrebbe essere decisa dal governo per il certificato verde, proprio anche per gli spostamenti. Nel frattempo vi ricordo quanto annunciato ieri dal governatore Zaia in conferenza stampa, ovvero dalla mezzanotte di oggi per una settimana ci saranno a disposizione 100.000 posti per le vaccinazioni negli hub vaccinali del Veneto, e questo proprio per incentivare i cittadini che ancora non lo abbiano fatto a sottoporsi alla vaccinazione e anche per evitare quello che Zaia aveva definito l'effetto esodo estivo, quando le partenze intelligenti che poi si concentrano in determinate date estive, causando poi traffico, una congestione del traffico. Ecco, si rischia la congestione anche nei centri vaccinali se tutti dovessero decidere di sottoporsi all'inoculazione dopo l'estate, quindi tra settembre e ottobre. Quindi l'invito è proprio quello di approfittare di queste 100.000 dosi, di questi 100.000 posti a disposizione dalla mezzanotte di oggi. E a proposito di vaccinazioni, diamo un'occhiata a quella che è la situazione dei vaccini nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Eccola qui la tabella aggiornata, sono 5.667.173 le dosi finora somministrate, con un incremento di oltre 42.000 dosi nelle ultime 24 ore. Di questi 2.946.417 sono le prime dosi, con un incremento di 21.297 somministrazioni. Sono invece 2.720.755 i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale, 20.779 solo nelle ultime 24 ore. 95,4% è la percentuale di dosi somministrate rispetto alle dosi fornite. Un altro focus per quanto riguarda la popolazione residente: oltre 3.088.000 hanno ricevuto almeno una dose, che corrisponde al 63,6% del totale. Sapete che l'obiettivo della Regione è quello di arrivare ad un 82% di popolazione vaccinata entro ottobre. Ha completato invece il ciclo vaccinale il 55,2% della popolazione, pari a 2.676.771 persone. Diamo poi anche un'occhiata, ed è importante guardare anche come si muove la percentuale rispetto alle fasce d'età. Vediamo come gli over 80 ormai siano prossimi al 100% di copertura vaccinale, almeno una dose.
cause, è la prima tabella che vedete alla vostra sinistra sullo schermo, il 90,5% degli ultrasettantenni, l'84,9% nella fascia 60-69 anni, 74,8% per gli ultracinquantenni, 64,2% dei tra 40 e 49 anni, il 55,1% per i 30-39 anni, 59,9% per i 20-29 anni e il 34,5% per gli over 12, la fascia più giovane, che è quella anche più maggiormente interessata in questa fase per quanto riguarda i contagi da variante Delta. E vediamo allora poi come si muove anche l'epidemia, il contagio nella nostra regione con la tabella di azienda zero che ormai abbiamo imparato a leggere e a conoscere in questi mesi. Sono 888 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece, scendiamo un attimo e vediamo la situazione negli ospedali, sono 168 i pazienti in area non critica e 18 invece in terapia intensiva. Vi ho detto riunione della cabina di regia, oggi anche c'è una fotografia un po' di quella che è la situazione per quanto riguarda l'ospedalizzazione nella nostra in Italia. Ebbene, i dati dicono che per quanto riguarda l'area non critica, sapete che sono cambiati i parametri anche per la definizione delle aree di rischio. Ebbene, per quanto riguarda l'area non critica, il Veneto ha un'occupazione pari al 2%, quindi ben al di sotto alla soglia fissata a livello nazionale. E allora vediamo un po' com'è la situazione. Andiamo in Veneto orientale, andiamo nell'ULSS 4. Oggi alle 12:30 è prevista una conferenza stampa di tutti i direttori generali dell'USL Veneto, annunciata sempre ieri dal presidente Zaia. E allora abbiamo un'anticipazione grazie al direttore generale dell'USL 4 Veneto Orientale, dottor Mauro Filippi. Buongiorno, ben ritrovato direttore. Buongiorno a voi. Allora, alle 12:30 incontrerà i nostri colleghi proprio per fare il punto. Allora le chiedo innanzitutto, abbiamo appena visto quelli che sono i dati a livello regionale per quanto riguarda i contagi e l'occupazione dei posti letto. Per quanto riguarda la vostra ULSS, com'è la situazione, direttore? Allora, sui contagi, per quanto riguarda i contagi, siamo diciamo nella media della provincia di Venezia o nella media regionale. Abbiamo nell'ultima settimana 280 nuovi casi e ovviamente pesa molto anche il movimento che abbiamo in questo territorio per la popolazione turistica. Tutte persone comunque che sono in questo momento con il contact tracing vengono monitorate, sono in isolamento. Non abbiamo una situazione in questo momento preoccupante tra i pazienti ricoverati, se non per 2 in terapia intensiva, che però sono ricoverati anche per altre cause, e poi ne abbiamo 7 positivi ricoverati, ma tutti per altre patologie, che sono tutti debolmente positivi, cioè hanno la positività ma non hanno una sintomatologia da ricondurre al Covid. Sul fronte vaccini invece, come ha già annunciato il Presidente, da questa notte apriamo ulteriori disponibilità, slot come le chiamiamo, per far fronte anche a una buona fornitura che abbiamo avuto di vaccino Pfizer e Moderna per tutti quelli che non si sono ancora vaccinati, che quindi oggi in qualche modo chiameremo all'appello. Noi abbiamo raggiunto una ottima copertura vaccinale in questo territorio, in alcuni comuni siamo già al 62-63% della popolazione vaccinabile e contiamo di arrivare a settembre all'80%, ecco, che poi è l'immunità di gregge. Certo che è quella a cui puntiamo. Mi collego un attimo alla questione vaccini per poi tornare, fare un passo indietro e tornare invece al primo tema, quello dei contagi. Le volevo chiedere, direttore, avete riscontrato anche voi una corsa alla prenotazione in vista da domani dell'obbligo del Green Pass per alcune realtà e poi in vista anche di quello che potrebbe accadere da settembre per quanto riguarda gli spostamenti con i mezzi di trasporto? Abbiamo registrato un incremento delle richieste di vaccinazione in questo periodo proprio legate all'annuncio del Green Pass, ma forse anche legate insomma ai continui solleciti che
noi, la Regione e il Presidente hanno fatto in questo periodo rispetto alla opportunità di vaccinarsi. Da questo punto di vista il fatto che la buona parte dei pazienti che abbiamo ricoverato in terapia intensiva siano non vaccinati credo che sia, diciamo, un indicatore significativo dell'importanza della vaccinazione. Quindi sì, confermo, abbiamo avuto in questo ultimo mese, in queste ultime settimane, una maggior richiesta di vaccinazione alla quale, insomma, fortunatamente in questo periodo siamo assolutamente in grado di rispondere in tempi anche molto rapidi. Ecco, quindi si conferma quello che è anche il trend a livello regionale di cui il Presidente Zaia ha parlato nelle ultime conferenze stampa, ovvero che le nuove ospedalizzazioni riguardano in gran parte cittadini non vaccinati, per non dire la gran palla, quasi la totalità, Direttore. Sì, confermo, la maggior parte dei nostri ricoverati in area Covid non sono vaccinati e sono quelli che hanno la sintomatologia più importante, perché i pochi positivi che abbiamo ricoverati e vaccinati di fatto non sono sintomatologici. Non so se abbia anche questo dato relativo all'età. Sappiamo come l'età media si sia notevolmente abbassata. Lo riscontrate anche nella vostra ULSS? Sì, sono persone mediamente giovani. Abbiamo avuto la settimana scorsa un ricoverato di 31 anni, un altro di 57 e quindi in terapia intensiva, intendo, non vaccinati, quindi l'età media è sicuramente più bassa rispetto a quella che era la fase iniziale. Oggi gli anziani intelligentemente si sono tutti vaccinati e non abbiamo ricoveri di Covid positivi anziani, se non per altre patologie, ma ripeto, anziani positivi in questo momento io non ne vedo tanti giovani. Direttore, il vostro territorio è un territorio a vocazione turistica, un'estate in cui il turismo sta fortunatamente ritornando sulla costa veneta. Da questo punto di vista qual è stato il carico di lavoro che vi siete trovati ad affrontare? O meglio, tra i positivi, i ricoverati, ci sono anche turisti che arrivano da altre regioni o anche fuori d'Italia? No, tra i ricoverati turisti non ne abbiamo turisti che chiedono di fare il vaccino, abbiamo turisti che adesso si stanno facendo il tampone e soprattutto gli stranieri per il rientro in patria. Devo dire, insomma, un carico di lavoro veramente notevole per noi e abbiamo tutte le forze in campo perché i nostri operatori sono impegnati nell'attività di contact tracing, sono impegnati nella campagna vaccinale che non frena assolutamente. E adesso sono particolarmente impegnati per quella che è l'attività di testing, cioè anche di esecuzione dei tamponi per tutti i turisti che rientrano in patria e necessitano del certificato diciamo di negatività al tampone. Anche in queste ore siamo operativi su più punti del territorio e ne attiveremo altri la settimana prossima nelle località lungo il litorale della costa per intercettare appunto tutti i turisti, soprattutto parliamo di chi rientra in Germania in questa fase, e poi ci sono tutti quelli che necessitano del Green Pass per poter accedere alle strutture praticamente dal 6, quindi da domani. Quindi sono questi tamponi on the road, chiamiamoli così, che si spostano e che riescono ad intercettare sempre più cittadini, perché sappiamo come sia fondamentale, soprattutto con una diffusione così importante della variante Delta, intercettare preventivamente eventuali positivi. E noi abbiamo attivato questa iniziativa in collaborazione con TVO, l'azienda dei trasporti del nostro territorio. Abbiamo questa struttura mobile che chiamiamola on the road, si sposta nelle località del territorio, soprattutto nell'area del litorale ma anche nell'entroterra. Con un'equipe riusciamo ad eseguire un centinaio di tamponi all'ora, quindi un volume di attività importante e con loro intercettiamo sia i turisti, sia i residenti, sia gli operatori del litorale, insomma tutti coloro che hanno necessità di fare il tampone. Chiaramente l'invito che faccio ancora a tutti è di vaccinarsi, perché questo tra l'altro ridurrebbe anche la pressione della necessità rispetto alla necessità di fare i tamponi, quindi per noi diventa ovviamente sempre il primo strumento quello del vaccino.
però sappiamo che molte persone si sono prenotate e non sono ancora vaccinate e hanno necessità di fare appunto il tampone rapido o molecolare che sia, per poter accedere alle strutture, per rientrare in patria, per potersi muovere liberamente. Si parla sempre con più insistenza di una terza dose e questo comporterebbe un carico di lavoro ulteriore nei prossimi mesi, visto che il personale sanitario, lo ricordiamo, è stato vaccinato ad inizio anno e quindi andrebbe a scadere quella che è, diciamo così, l'immunità per quanto riguarda al momento definita. Da questo punto di vista che notizie ci sono? Ancora sembra tutto abbastanza provvisorio, anche se ci sono degli stati europei vicini a noi che si stanno già muovendo in questa direzione. Guardi, siamo in attesa anche noi di indicazioni, per ora se ne parla, ma di elementi chiari dal punto di vista organizzativo non ne abbiamo. Ci stiamo organizzando però anche per il coinvolgimento dei medici di medicina generale che già stanno operando con noi da mesi e i nostri medici hanno somministrato più di 18.000 dosi vaccinali da quando è partita la campagna, quindi sono un partner fondamentale e conteremo anche su di loro, soprattutto anzi su di loro nel caso in cui si dovesse fare appunto questa terza dose. Poi ci sono anche le farmacie che sono pure partite sia per l'attività di tampone che per l'attività di vaccino e quindi anche loro sono una risorsa sulla quale si potrà contare. E chiaramente poi c'è l'azienda che si organizzerà di conseguenza per l'autunno, nel caso in cui appunto ci sia la terza dose. Ci sarà sicuramente anche la campagna anti-influenzale che riprenderà con autunno e quindi è chiaro che poi le forze devono essere messe in campo secondo una modalità puntuale e chiara per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. Quindi, direttore, se possiamo riepilogare la situazione, al momento, insomma, dal punto di vista dell'ospedalizzazione è una situazione sotto controllo, riguarda soprattutto cittadini non vaccinati e la gran parte dei positivi sono positivi, come avevano detto sia l'assessor Lanzarin che il presidente Zaia, che presentano sintomi lievi o addirittura asintomatici. I vaccinati, quei pochi vaccinati che sono positivi di fatto non hanno sintomi. I ricoverati non vaccinati per Covid hanno una sintomatologia invece più importante. Ultimissima domanda, difficile, non abbiamo la sfera di cristallo, ma se guardiamo al prossimo autunno rispetto ad un anno fa, diciamo che possiamo guardare con un po' più di ottimismo? Guardi, abbiamo imparato molte cose da questa pandemia e siccome insomma l'uomo è anche un essere intelligente, speriamo che faccia tesoro di quello che ha appreso. Noi operatori sanitari in primis, lo do per scontato, ma soprattutto la comunità, cioè tutte quelle persone che in questi mesi hanno capito quanto importante sia vaccinarsi, quanto importante sia avere dei comportamenti diciamo di tipo protezionale, lavaggio delle mani, mascherina, distanziamento. Ecco, tutti questi elementi credo che ormai siano diventati bagaglio comune nella comunità e credo insomma che nel caso in cui dovessimo far fronte ancora a un'altra fase epidemica la sapremo gestire con l'intelligenza e con gli strumenti adeguati. Abbiamo capito anche come si affronta proprio la malattia, cioè rispetto ad un anno fa in ospedale, in terapia intensiva, si conosce meglio quella che può essere la terapia da utilizzare. Questo è un bagaglio importante, direttore. Sì, abbiamo terapie nuove, ci sono anche le monoclonali che stiamo già utilizzando bene, soprattutto per i pazienti che non hanno una sintomatologia particolarmente rilevante e che possono essere curati a casa soprattutto. Quindi anche dal punto di vista terapeutico le informazioni che già abbiamo a disposizione e gli strumenti che abbiamo a disposizione sono decisamente più potenti di quelli che avevamo un anno fa. Da qui all'autunno verosimilmente potremo disporne anche di nuovi, così come anche le tecnologie. I nostri ospedali hanno in qualche modo cambiato abito, hanno definito percorsi più funzionali rispetto alla presenza di pazienti Covid. Abbiamo
noi come le altre aziende attrezzato posti nuovi di terapia intensiva e semi-intensiva che prima non avevamo grazie alle risorse che sono state fornite alle aziende, e quindi diciamo siamo assolutamente più preparati rispetto a 2 anni fa per gestire non solo il Covid ma una qualsiasi forma di tipo epidemico che potesse verificarsi, potesse presentarsi da qui al futuro. Quindi sicuramente la sanità si è ben organizzata. Nel Veneto abbiamo veramente fatto un lavoro incredibile in questo anno e mezzo per essere pronti a qualsiasi evenienza, sperando che non ci sia ovviamente la necessità. Però insomma il nostro personale sarà pronto come è stato pronto in questi difficili mesi. L'ultima cosa, lo ricordiamo, dalla mezzanotte di oggi, di questi 100.000 posti annunciati dal Presidente Zaia, quanti riguardano la vostra ULSS, direttore? Per le vaccinazioni? Ne abbiamo circa 5.000. 5.000 dalla mezzanotte di oggi a disposizione per vaccinarsi. Sì. Grazie davvero, la lasciamo per andare in conferenza stampa. Grazie al direttore generale dell'USL 4, Mauro Filippi. Grazie davvero direttore, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. E questa dunque la fotografia per quanto riguarda l'ULSS 4, Veneto Orientale. L'appello è quello insomma di vaccinarsi, perché avete sentito. I dati parlano chiaro: chi è vaccinato, anche se è necessario il ricovero, ma sicuramente la sintomatologia è lieve, è meno preoccupante, e quindi è fondamentale approfittare anche di questi 100.000 posti a disposizione da qui ad una settimana per sottoporsi al vaccino anti-Covid. Cambiamo un attimo argomento, perché continuano ad arrivare soddisfazioni da Tokyo, dalle Olimpiadi, con ancora una volta il Veneto protagonista. Lo guardiamo con il post del sindaco di Padova Sergio Giordani. La foto è quella di Massimo Stano, che ha vinto oro nella 20 km. Grazie Massimo, terzo oro italiano nell'atletica, ancora firmato Fiamme Oro Padova. State facendo la storia insieme a noi. Il post con il grazie appunto a Massimo Stano da parte del sindaco di Padova, e i complimenti arrivano anche dal presidente del Veneto Zaia, che dice: quella di Massimo Stano è stata davvero una marcia trionfale, oro nella 20 km, disciplina faticosissima, difficile, tecnicamente ardua per la necessità di tenere un certo tipo di passo, pena la squalifica. Le gloriose Fiamme Oro Padova, la società per la quale gareggia Massimo, resteranno per sempre nella storia delle Olimpiadi di Tokyo. Bravo Massimo e bravo tutto il team tecnico che lo ha portato al diapason della forma nel momento più giusto. Queste appunto le parole del presidente Luca Zaia, che aggiunge: Stano ha condotto una gara eccezionale per tenuta atletica, mentale e per capacità tattiche. Ieri l'incredibile oro di Lamone, il primo vagone del Freccia Azzurra dell'inseguimento su pista. Oggi Stano, per lo sport veneto sono davvero 24 ore d'oro, e non è finita, almeno così ci auguriamo tutti. Le parole del presidente Zaia, naturalmente anche noi ci auguriamo che possano arrivare altre soddisfazioni, altri oro italiani e veneti da Tokyo. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo in diretta. Rieccoci in diretta. È arrivata in queste ultime ore una circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute per quanto riguarda le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid. Ci sono una categoria di cittadini che per ragioni mediche, che vanno naturalmente riportate con una certificazione medica da parte del proprio medico di base o dallo specialista nel caso di malattie particolari, che non possono sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Ecco, questa certificazione di esenzione alla vaccinazione sono indicati in questa circolare del ministro Speranza, e c'è scritto, viene indicato come le disposizioni della circolare in questione si applicano esclusivamente al fine
di consentire l'accesso ai servizi e all'attività previste naturalmente dal decreto legge in vigore ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, la certificazione di esenzione alla vaccinazione potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. Ci sono poi altre indicazioni contenute in questa circolare. In particolar modo vengono indicate le categorie che potrebbero naturalmente previo certificato medico rientrare per l'esenzione, ad esempio reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o qualsiasi componente del vaccino, gravidanza. La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza. Qualora dopo valutazione medica si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione. E poi l'allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. E poi ci sono una serie di patologie che vengono indicate che naturalmente potranno essere sottoposte al proprio medico curante per ottenere questo certificato, che sostituirà in poche parole il Green Pass per accedere alle attività che da domani invece richiederanno l'obbligo di certificazione verde. Questa dunque la circolare del ministro Speranza, che era stata annunciata proprio dallo stesso ministro dopo la presentazione del decreto legge che prevede l'obbligo del Green Pass, e adesso alla vigilia dell'entrata in vigore è arrivata anche la circolare specifica del Ministero della Salute. Adesso dovremo avere in collegamento telefonico il nostro Filippo Fois per due iniziative che riguardano la CGIL, due iniziative diverse tra loro, una che riguarda il caporalato e dall'altra che riguarda invece i mezzi pubblici di trasporto. Raccontaci tutto, Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, si tratta di due iniziative completamente diverse. La prima è quella che riguarda il caporalato in agricoltura, è un'iniziativa regionale della CGIL FLAI, che è la Federazione dei Lavoratori Agroindustria del Veneto. Il caporalato è un fenomeno che è in aumento purtroppo nella nostra regione, dobbiamo dire questo perché gli studi che sono stati fatti in questo ultimo periodo hanno evidenziato come oramai si tratti di un fenomeno che almeno potenzialmente, secondo quelli che sono le cifre fornite dalla CGIL, riguarda quasi 3.000 lavoratori che sono considerati vulnerabili e a rischio di sfruttamento. Ricordiamo poi che l'agricoltura è un settore molto sviluppato in Veneto, chiaramente non dobbiamo fare di ogni erba un fascio, occupa quasi 80.000 persone, produce in termini economici quasi 6 miliardi e mezzo di euro. Nel mirino della CGIL ci sono alcune cooperative purie senza terra che offrono servizi collegati all'agricoltura. Si tratta di servizi che in genere sono offerti a bassissimo costo, chiaramente pagando molto poco la manodopera, generalmente attraverso l'utilizzo di lavoro nero. E si tratta di manodopera generalmente, da quello che è stato visto, composta da persone che sono richiedenti asilo e quindi diciamo in una condizione anche di fragilità non solo economica ma anche giuridica, in attesa di un permesso di soggiorno, oppure in altri casi si tratta di persone che non hanno un alloggio e quindi sono facilmente coinvolgibili in questa sorta di ricatto lavorativo che purtroppo, appunto, diceva la CGIL, è più diffuso di quello che si potrebbe pensare. Certo non ai livelli di altre regioni, però anche in Veneto purtroppo bisogna osservare che, credo tranne che nella provincia di Belluno, ci siano stati casi in tutte le altre province. Il secondo argomento invece riguarda la CGIL locale, della FILT, quella che si occupa di trasporti. L'emergenza trasporto pubblico, possiamo dire, a Venezia non si è conclusa con la fine del lockdown. Ci sono ancora
diversi problemi che riguardano la CTV, che è l'azienda che offre il trasporto sia dei vaporetti che degli autobus nella terraferma. In particolare chi segue Venezia o chi viene avrà visto che spesso ci sono lunghe code di vaporetti, sono molto affollati, a volte faltano alcune corse. L'azienda è sotto organico di 60 unità, questo è quello che ha detto Walter Novembrini, che è il segretario generale della CILP CGIL di Venezia, e non sono stati assunti i lavoratori stagionali, quelli che generalmente in tutte le estati vengono assunti per aumentare il personale proprio in vista dell'afflusso turistico, che bisogna dire è cessato, perché in queste giornate Venezia è, se non ai livelli pre-Covid, comunque una città in cui ci sono tantissimi turisti. Da questo punto di vista ci sono poi dei problemi che vengono detti dall'azienda di mancati introiti dovuti alla crisi del coronavirus, però insomma si tratta di una situazione veramente un po' difficile da spiegare, perché altrove questi problemi sono stati risolti, altre aziende di trasporto locali sono andate in pieno regime senza nessun problema. A Venezia invece continuano a esserci dei problemi, ci sono stati diversi scioperi da parte dei lavoratori che non accettano che la responsabilità ricada su di loro, ma insomma la fanno derivare più a monte, diciamo così. Francesca. Grazie davvero Filippo per questo aggiornamento, naturalmente tutte le novità di queste due iniziative questa sera nell'edizione serale dei telegiornali di Antenna 3 dedicate alla provincia di Venezia a partire dalle 19. Grazie a Filippo Fois e buon lavoro. Grazie, e restiamo nel veneziano però con la cronaca, purtroppo con una tragedia che si è consumata questa mattina a Cavallino Tre Porti, in zona Cassavio, dove un parroco in pensione di 79 anni, Ferruccio Gambaletti di Torino, è morto dopo essere stato investito. L'anziano stava percorrendo in sella alla sua bici via Concordia all'incrocio con via Fausta quando un automobilista lo ha travolto. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono affidati alla polizia locale. C'è poi un aggiornamento sul fronte dell'economia, in particolare per quanto riguarda il settore industriale. Padova e Treviso, la produzione industriale accelera e ricuce lo strappo del 2020. Nel secondo trimestre 2021 l'attività industriale di Padova e Treviso supera i livelli pre-pandemia. Tra aprile e giugno la variazione della produzione evidenziata da Assindustria Veneto Centro è del più 39,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, minimo della crisi, e del 9,9% rispetto al 2019, pur con una eterogeneità settoriale, un risultato record spinto dal ritorno robusto della domanda interna con un incremento del 47,4% e della corsa dell'export che registra un più 61,8% rispetto al 2020, già influenzato dagli effetti Covid, soprattutto questo extra Unione Europea. Il balzo degli ordini sia interni che esteri è pari ad un più 54,2% e anticipa che tale contributo continuerà anche nei mesi estivi. L'accelerazione si legge anche nei dati sul lavoro. Il secondo trimestre consolida il segno positivo, più 2,2% e più 5,1% nel metalmeccanico. Oltre metà delle imprese assumerà nei prossimi 6 mesi. La fiducia e le attese degli imprenditori su produzione e ordini sono a livelli elevati. Migliorano gli investimenti, ma ci sono anche timori che la variante Delta possa frenare i progressi ottenuti nella lotta al Covid. Dunque dati li avete sentiti, incrementi importanti per quanto riguarda il settore industriale di Padova e Treviso, e quindi dati più che confortanti per la ripresa economica che sappiamo andare di pari passo purtroppo con l'emergenza sanitaria. La pandemia non ha avuto ripercussioni pesanti a livello solo sanitario appunto, ma anche economico.
e quelli che sono i dati positivi che arrivano a livello nazionale per quanto riguarda il PIL italiano, in qualche modo si riflettono anche a livello locale, e i dati per quanto riguarda proprio l'industria Padova-Treviso lo dimostrano. Abbiamo parlato ampiamente di Green Pass in questi giorni, domani l'obbligo, e allora c'è una vera e propria corsa al tampone, alla stampa del Green Pass nelle farmacie che sono proprio disponibili per quei cittadini che non riuscissero a farlo in autonomia, o che magari, e sono tanti quelli che non hanno ricevuto dal Ministero il codice per scaricare la propria certificazione verde. Dunque è proprio una vera e propria corsa per essere pronti alla data di domani. Green Pass e tamponi. Da fine luglio è boom di richieste per il rilascio in farmacia, in vista di partire per le ferie, per accedere a grandi eventi o anche prima di un ricovero ospedaliero. La farmacia è più vicina forse? Forse più comoda, poi si prende appuntamento e di conseguenza quando vieni, sono quei 20 minuti che devi aspettare, tempi tecnici proprio dovuti all'aspettare la reazione della piastrina del tampone. Meglio sempre prenotare e presentarsi con tessera sanitaria e un documento d'identità. Molti cittadini, già che ci sono, insieme al tampone chiedono al farmacista la stampa del Green Pass. Beh, si sono tutti affannati a prendere questo Green Pass, anche persone perché magari avevano paura persino di non andare in chiesa, per cui tutti quanti, anche persone che non vanno al ristorante, però chi può viene a chiedere il Green Pass. C'è un po' una corsa, possiamo dire? Sì, c'è una corsa per averlo, perché ognuno, avendo il Green Pass, anche se ripeto non lo utilizza magari, ma si sente più tranquillo. E non ci sono fasce di età in particolare a chiedere aiuto per la stampa del Green Pass, nessun costo per il cittadino, 19 euro invece è il prezzo del tampone. L'invito dei farmacisti padovani è di non farsi prendere dalla troppa ansia. Ci sono dei colleghi che lamentano perché hanno le code proprio solo per il Green Pass. Ecco, su questo chiederei alla popolazione di cercare un po' di capire, perché sicuramente sarà più importante ritirare un farmaco che fare un Green Pass. E poi ci sono le categorie, le aziende che sono favorevoli al Green Pass in fabbrica, sono le aziende padovane in questo caso, che però precisano purché sia obbligatorio. Per quanto riguarda i negozianti invece la certificazione verde darà l'opportunità di riaprire molte attività al momento ancora chiuse. Green Pass in fabbrica per gli industriali è uno strumento utile per capire la criticità del momento. Siamo all'apice della crisi, dicono, e le norme sulla privacy non aiutano però a capire quali lavoratori sono tutelati e tutelanti in azienda. Quello che può essere uno strumento che fin tanto che non diventa obbligatorio lascia il tempo che trova, questo è un po' sostanzialmente il mio pensiero, ma rispecchia il pensiero di molti miei colleghi. Diciamo che è uno strumento un po' moncolo, gli lascia alcune potenzialità inespresse che dovremmo riformulare con le istituzioni. Per l'Ascom Confcommercio il Green Pass sarà invece indispensabile per quelle attività ancora chiuse a causa della crisi da Covid, con una distinzione operativa. Noi non possiamo fare i controllori, bene il Green Pass se possono dare la possibilità a queste imprese di esercitare il proprio lavoro, e noi non potremo sopportare un'altra chiusura, un altro stop non ci permetterebbe assolutamente di superare questa crisi che abbiamo avuto. È una tutela duplice nei confronti sicuramente di chi lavora, ma anche per chi ha la responsabilità in azienda dei propri collaboratori, quindi non vedo e non vediamo delle controindicazioni in questo senso. E anche chi è contrario a questo provvedimento, alla misura del Green Pass, si trova costretto ad adeguarsi. Il caso ad esempio di un'osteria trevigiana che abbiamo avvicinato, il cui titolare abbiamo avvicinato ieri, a 2 giorni dall'entrata in vigore. Sentiamo cosa ci ha detto. Lei scrive qui: io non ci sto al Green Pass obbligatorio, però lo farà rispettare. Però faccio rispettare le regole per tutelare me, la mia famiglia, per tutelare il mio locale e tutelare i clienti. Quindi diciamo che obtorto collo le tocca accettarlo. Esatto, bisogna accettarlo, sì. Io prima
tanto, però alla fine rispetto le regole, ecco. A 2 giorni dall'entrata in vigore del Green Pass, l'intransigenza di quanti non lo volevano si ammorbidisce su posizioni più in linea con la stringente realtà. Questo ristoratore di Mogliano Veneto, ad esempio, pur rimanendo contrario in linea di principio al provvedimento, si dice pronto a rispettare le regole. Mia figlia ha scaricato sui telefonini nostri l'applicazione per controllare il Green Pass. Chiederò l'esibizione del Green Pass e se non ce l'hanno, purtroppo, anche per tutelare i clienti che ho in sala che ce l'hanno, non li farò entrare. Troppo rischioso, infatti, agire con leggerezza, sorvolando sui controlli. Dal punto di vista sanitario, certo, ma per chi vive di un lavoro basato sull'afflusso sicuro di clienti in carne ed ossa, lo è anche dal punto di vista economico. Anche prendere 400 euro di multa per una cavolata non mi sembra il caso in questo periodo. Non è una cosa giusta questa cosa qua, però speriamo sia uno strumento temporaneo per poterci permettere di lavorare, anche perché io vivo con questo lavoro, non posso andare contro le leggi perché mi chiudono il locale dopo la fine. L'aspetto più antipatico è che l'onere del controllo spetti a noi ristoratori, dice, sapendo già che i clienti senza Green Pass arriveranno sicuramente, con situazioni difficili da gestire. Questo sarà il mio timore. Io cercherò di essere gentile al 100%, di farglielo capire, insomma, che se la legge è questa, io purtroppo... È proprio la questione controlli, diciamo, che è al centro del dibattito. Oggi, ad esempio, in prefettura a Treviso c'è stata la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Tra i temi affrontati proprio anche questo, non solo quello legato alle manifestazioni contro Green Pass, in programma anche nel tardo pomeriggio di oggi in diverse piazze venete, ma anche proprio quello dei controlli per l'applicazione dell'obbligo Green Pass a partire da domani. E poi c'è tutto il mondo delle palestre e delle piscine, e vediamo loro come si stanno preparando a questa misura. Buongiorno. Buongiorno. Questo è il mio Green Pass. E io con la app del Ministero della Salute lo scansiono, ecco qua, e viene fuori la certificazione valida. Tutto ciò che eviterà di impedire l'attività ben venga, per cui questo Green Pass io lo accolgo favorevolmente. Non c'è molto altro da dire per descrivere lo spirito con cui accetta il Green Pass il titolare di questa palestra, una categoria tra le più fortemente penalizzate dalle restrizioni dell'ultimo anno e mezzo di pandemia, per la quale il Green Pass è semplicemente l'antidoto contro la chiusura. E a onor del vero, applicarlo qui sarà tecnicamente anche più semplice rispetto a bar e ristoranti. Io conto di prendere anche le date di scadenza del Green Pass stesso di ogni persona, inserirla nel mio gestionale, come già faccio con i certificati medici, e ovviamente evitare di controllarlo tutte le volte. E pazienza se alcuni clienti che non vogliono dotarsi di Green Pass hanno già storto il naso. Fisiologico, insomma, che qualcuno nel numero degli utenti non avrebbe accettato. Io personalmente credo che il problema esista, che deve essere assolutamente tamponato, cioè noi dobbiamo tornare alla normalità, questo per me è la cosa principale. La palestra nel mio caso deve funzionare, e per cui ribadisco ancora una volta, se c'è un modo per farla funzionare ben venga. Maltempo anche nelle ultime ore sul nord-est, e allora 2 aggiornamenti. Dalle 8:15 sulla linea Trieste-Venezia il traffico ferroviario precedentemente rallentato tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici di Ferrovie Italiane che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità. Effetti sulla mobilità ferroviaria, rallentamenti di 70 e 40 minuti per 2 treni alta velocità, di 80 minuti per un intercity e fino a 60 minuti per 6 regionali. 3 regionali sono stati cancellati e 6 limitati nel percorso. E poi sono in corso i lavori di messa in sicurezza della cupola della chiesa di Santo Stefano a Vicenza dopo l'evento meteorologico che ha interessato la provincia nel tardo pomeriggio di martedì e che ha danneggiato anche il rivestimento
del manto di copertura in rame della cupola. Molte lastre sono state infatti risucchiate e divelte dal forte vento che le ha spostate dalla loro sede, facendone volare 4. Grazie all'utilizzo di un drone, le lastre in rame che si sono staccate dalla cupola e volate sui tetti sono state ritrovate, recuperate già lo scorso 28 luglio. Nei giorni scorsi è iniziato il riposizionamento delle lastre divelte con un'operazione di messa in sicurezza a cura di una squadra di operatori che grazie ad una piattaforma stanno lavorando in quota su fune, dunque i danni del maltempo che si sta cercando di recuperare. E adesso ci sono nuovi aggiornamenti per quanto riguarda appunto sempre i dati vaccinali. Abbiamo visto come si sia superato il 1 milione di vaccinazioni effettuate, l'apertura straordinaria in accordo con la Regione del Veneto di ulteriori 22.000 posti. Stiamo parlando dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Dunque 22.000 posti rispetto alle prenotazioni già programmate che rientrano in quei 100.000 posti a disposizione dalla mezzanotte di oggi. Sono dunque queste le due importanti novità sul fronte campagna vaccinale. Per quanto riguarda appunto l'ULSS 2, con le 6.849 dosi somministrate nella giornata di ieri si è superata quota 1 milione, con una copertura con ciclo completo del 60,5% della popolazione over 12. Per agevolare coloro che non si sono ancora vaccinati sono stati messi a disposizione questi 100.000 posti, di cui 22.000 per l'ULSS 2. E questo dunque il punto anche per quanto riguarda le vaccinazioni nell'ULSS 2. Sul fronte ricoveri la situazione è stabile da giorni. Al Caffoncello di Treviso i pazienti ricoverati per Covid sono complessivamente 9, di questi 2 sono in terapia intensiva, 2 in pneumologia, 5 in malattie infettive. A Vittorio Veneto i pazienti sono 24, di questi 17 in medicina generale e 7 in ospedale di comunità. L'età media dei ricoverati è 53 anni, il paziente più giovane ha 17 anni. Nessuno tra le persone ricoverate risulta vaccinato. Per quanto riguarda poi l'altra questione, quella del personale sanitario non vaccinato, proseguono i lavori della commissione appositamente istituita. È in corso l'invio delle lettere al personale che non ha avviato il ciclo vaccinale e non ha fornito le dovute motivazioni. E poi c'è la polemica anche politica legata proprio alle vaccinazioni, perché continuano a far discutere le parole del deputato leghista veneziano Bazzaro, che in diretta durante una nostra edizione straordinaria ha ammesso di non essere vaccinato per scelta e il Carroccio Veneto prende le distanze. Cosa pensa della posizione di Alex Bazzaro? Che è una posizione personale assolutamente non condivisibile e non è la linea del partito, punto. Chi ha una responsabilità politica e istituzionale ovviamente quando parla non parla solo per se stesso, ma parla anche per il ruolo che ha. Sentire un onorevole che comunque mette in dubbio l'utilità dei vaccini, sinceramente penso sia poco rispettoso per quello che è il lavoro fatto da tutti questi amministratori e soprattutto per tutto il personale sanitario. La scelta di Bazzaro non è quella della Lega e di un territorio che lotta da 1 anno e mezzo contro il Covid. Il Carroccio in Veneto cerca di mettere un punto fermo, ma non è facile all'interno di un partito in subbuglio per lo scontro su Green Pass e vaccini. E la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata dalle parole dell'onorevole Alex Bazzaro durante la nostra edizione straordinaria. Lo dico chiaramente, non sono ancora vaccinato. Risolviamo e avanziamo gli ascolti che magari qualcuno riprende la trasmissione. Per scelta o per tempistiche? Attualmente per scelta. Attualmente per scelta, quindi per adesso lei non se lo vuole fare? Per adesso rimango in vigile attesa. Parole rimbalzate in lungo e in largo negli ambienti della Lega dopo che la scorsa settimana il partito in Veneto aveva più volte criticato la presenza di parlamentari in piazza contro il Green Pass. Il problema è che il deputato veneziano è andato oltre.
Green Pass si può modificare come tutti gli strumenti, però sull'utilità dei vaccini noi non possiamo avere alcun dubbio. E sinceramente quando sento delle affermazioni così fuori da quella che è la linea che teniamo nel nostro territorio, sinceramente dà un po' fastidio, perché secondo me tutti quelli che sono impegnati nella campagna vaccinale o nel promuovere questa campagna meritano rispetto, e quindi io consiglio un po' più di cautela quando si fanno esternazioni di questo tipo. Da Marghera Zaia cerca di restare lontano dalla polemica, ma sa bene che dichiarazioni contro il vaccino minano non poco la sua battaglia quotidiana per affrontare il virus. Direi che ormai le posizioni sono chiare, nel senso che poi viviamo in un contesto sociale e anche di politico, dove è giusto rispettare le idee di tutti, punto. Dopodiché noi siamo qui, facciamo il nostro mestiere, che è quello di garantire le vaccinazioni a chi vuol farsele. Il commissario regionale del Carroccio Alberto Stefani, reduce in questi giorni da un ricovero, preferisce per ora non intervenire, ma una sua presa di posizione è chiesta a gran voce. Se il segretario vorrà intervenire per fare in modo che questa linea venga rispettata, penso sia utile per tutti. Io mi sono vaccinato, io invito tutti quanti a vaccinarsi. È un atto di responsabilità per sé e per la nostra comunità la vaccinazione, quindi questo è un messaggio che deve essere dato in modo chiaro e non equivoco. Massimiliano Fedriga ha convocato la conferenza delle regioni. A seguire i presidenti delle regioni incontreranno i rappresentanti del governo. Naturalmente all'ordine del giorno le novità, l'estensione del Green Pass per personale scolastico e mezzi di trasporto, tema che appunto, come abbiamo annunciato, approderà nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. Dunque i lavori di questa giornata cruciale, altra giornata cruciale sul fronte lotta al Covid e Green Pass, dunque è iniziata con la convocazione appunto della conferenza delle regioni da parte del suo presidente, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. E allora continuiamo a parlare di Green Pass, perché c'è un altro settore direttamente coinvolto e che attende, se non sono arrivate in queste ultime ore, delucidazioni, ed è quello degli albergatori. Allora vado a salutare il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, Green Pass, innanzitutto qual è la vostra posizione? Come viene accolta questa misura dagli albergatori? Positivamente, come una garanzia ulteriore di sicurezza per chi arriva, o un onere, un ulteriore onere da far rispettare? Noi come categoria riteniamo il Green Pass una opportunità, un'esigenza per superare questa fase. Non possiamo pensare di vivere un altro anno come il 2020, dove solo perché la fase estiva è più facile, cioè meno evitare il contagio, che diventi un alibi per poi ritrovarsi a ricominciare con l'autunno con una situazione difficile di lockdown e di cose del genere. Quindi questo non vogliamo neanche immaginarlo. Quindi ben venga qualunque misura sia necessaria per far finire in modo definitivo la questione pandemica. Quindi noi come albergatori siamo disponibili a questo punto a dare tutto il supporto necessario alle autorità e per poter controllare eventualmente anche i Green Pass, perché chi sono persone che non provengono dall'Unione Europea ovviamente verranno controllati gli aeroporti e gli accessi all'interno dell'Unione. Quelli che sono cittadini europei ci assumeremo l'onere di controllare nel momento in cui ci verrà data il titolo per poterlo fare, perché oggi ci troviamo ancora con meno di 24 ore dall'entrata in vigore di una norma e non avere ancora delle indicazioni chiare, perché in questo momento noi sappiamo che una persona che viene a pernottare non è necessario controllare il Green Pass. Se invece deve sedersi in uno dei locali chiuso per poter mangiare o fare la colazione, dobbiamo chiederlo. A questo punto davvero non ha senso, è una situazione di grande confusione che non aiuta di certo quella che è la nostra categoria e quello che è lo sviluppo del settore turistico. Non dobbiamo pensare solo che le persone, perché viene richiesto il Green Pass, non vengono. Quante persone non vengono perché la situazione non è sicura? Noi abbiamo visto anche nei periodi dove c'erano problemi diversi, come erano quelli degli attentati, il Bataclan, quelli che sono stati i problemi nelle varie aree di tensione anche nel Nord Africa, quando l'Italia è stata sempre recepita dagli ospiti come una località sicura. Quindi alla fine abbiamo sempre avuto un vantaggio da questo punto di vista. Quindi in questo momento noi ci stiamo chiedendo quante persone oggi stanno rinviando le vacanze, stanno rinviando
un viaggio perché non si sentono sicure. Quindi a questo punto decidiamo un'applicazione anche severa di quelle che sono le normative, ma superiamo davvero in modo definitivo questa situazione. Quale potrebbe essere secondo voi l'alternativa allora? Secondo noi è fondamentale, da quello che i dati ci stanno dicendo tutti i giorni, è che la campagna vaccinale sta dando degli esiti straordinari sul fatto che non ci sono più grossi problemi di ospedalizzazione, e quindi bisogna davvero che ci sia una presa di posizione sul fatto di definire chi fa che cosa, chi è autorizzato a fare dei controlli, superare dei limiti che oggi sono assurdi in termini di quello che riguarda i limiti della privacy, perché è una situazione che è stata l'unica definizione corretta, è quella della definizione di guerra, quella che è stato il Covid. Quindi a questo punto, come ci hanno limitato un diritto costituzionale che è quello della libertà di movimento all'interno del paese, a questo punto alcuni diritti forse devono essere rivisti, compresi non solo quelli che sono i viaggiatori, ma anche quelli che sono i nostri collaboratori, i nostri imprenditori. Quindi bisogna che tutti quanti si faccia un passo in avanti per risolvere definitivamente questa situazione. È insostenibile il fatto di non poter essere ancora sicuri, a distanza di poche ore dall'applicazione di una misura, di cosa si deve fare davvero. Sarebbe stato meglio introdurre un obbligo vaccinale anziché il Green Pass? Diciamo che a questo punto tutte quelle che sono le misure necessarie per poter ridurre, e questo è l'unico strumento che abbiamo visto, e tutte le compagini sociali lo stanno ammettendo, lo stanno definendo, lo stiamo dicendo a gran voce, quella lì è l'unica soluzione per superare questa situazione drammatica. È innegabile che fino a pochi anni fa c'erano vaccinazioni obbligatorie anche solo per fare lavorare il banco di un bar, quindi a questo punto forse dovremmo ritornare un passo indietro su alcune immagini che abbiamo di una forma di diritti, di libertà che davvero sovrastano quello che è un interesse collettivo. Le chiedo, al momento dunque voi non avete avuto ancora dei chiarimenti per quanto riguarda l'accesso dei clienti senza Green Pass a quelle che sono tutte quelle realtà al chiuso, pensiamo appunto ai bar e ai ristoranti, ma poi ci sono anche degli hotel dotati di palestre, quindi al momento, glielo dico perché noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio all'indomani della presentazione da parte del Premier Draghi del nuovo decreto legge con il Presidente di Federalberghi Veneto, che aveva proprio evidenziato questa problematica, auspicando che arrivassero i chiarimenti necessari a ridosso dell'entrata in vigore di questo obbligo Green Pass. Siamo alla vigilia e mi sembra di capire che non sia ancora arrivato nulla. Allora, diciamo che questa volta, a differenza della precedente governo, almeno non lo sappiamo la domenica sera per il lunedì, però siamo arrivati a una situazione analoga, perché oggi alle 16 si riunisce il Consiglio dei Ministri per andarlo a definire. Noi, il nostro sistema è un sistema complesso che si basa non sul fatto di avventori, di persone che oggi scendo da casa mia e vado a prendere un caffè al bar. Ci sono persone che devono prenotare un albergo, un viaggio, tutto quello che è l'insieme di cose che vogliono andare a fare presso una località, e questo qui è un limite non indifferente. Pensiamo anche alla famiglia, dove ci sono i bambini che hanno meno di 12 anni, c'è tutta una serie di normative che in questo momento l'equipollenza anche del Green Pass a livello non dell'Unione Europea, non tutti i paesi abbiamo lo stesso tipo di convenzioni. Oggi ci sono persone che sono presenti nel nostro paese e da domani potrebbero non averne titolo, cioè questo è il paradosso. Quindi noi questa sera probabilmente, forse a notte inoltrata, sapremo domani mattina con che normative, con quali obblighi dovremmo andare ad applicare verso da impartire ai nostri dipendenti, e poi da poter richiedere ai nostri ospiti, che magari dicevano, se lo sapevo prima ci avrei pensato 2 volte a venire, oppure me ne vado via. Cioè, questa è la cosa che riteniamo davvero assurda di questo, non nel merito. Ripeto, il Green Pass, crediamo, l'abbiamo detto a tutti i livelli, che è sicuramente un passo avanti per superare una fase difficilissima. Vogliamo essere collaborativi, dateci però gli strumenti per poterlo essere all'interno delle nostre aziende e nei confronti dei nostri clienti. Anche perché
arrivate da mesi difficili, soprattutto per quanto riguarda le città d'arte come Venezia, che hanno patito ancora di più la pandemia, perché se da un lato pensiamo al mare, pensiamo alla montagna estiva, pensiamo al lago, c'è stato un boom di prenotazioni soprattutto per luglio e agosto, le città d'arte soffrono. Qual è la situazione in questo momento di prenotazioni e anche in prospettiva settembre, che per quanto riguarda le città d'arte potrebbe essere davvero un mese importante? Io mi permetto sempre di ricordare che le città d'arte sicuramente sono tutte in grandissima difficoltà, perché come noi a Venezia abbiamo circa il 90%, l'86% per esattezza di presenze straniere e specialmente intercontinentali, quindi che non ci sono più, quindi stiamo lavorando a regime molto ridotto. Ricordiamo sempre che Venezia ha iniziato la sua fase di crisi a novembre del 2019 con l'acqua alta, e purtroppo tranne un brevissimo periodo non è mai cessata, quindi in realtà noi siamo al terzo anno di crisi praticamente. Quindi abbiamo avuto anche noi l'anno scorso una fase durante il periodo estivo che è coincisa con le ferie tipiche di italiani, con una presenza di ospiti a breve raggio di distanza, di persone che si muovono prevalentemente in macchina. Quest'anno si sta confermando lo stesso. La scorsa settimana abbiamo condotto un'indagine presso i nostri soci, dove abbiamo registrato un livello di presenza del 65% circa, su però non tutta la capienza della città, stiamo parlando su un 70% della disponibilità di posti letto, quindi la capienza reale, qualora tutte le aziende fossero aperte in questo momento, sarebbe inferiore al 40%, quindi sicuramente non è sufficiente a garantire il mercato di una città come Venezia e lo stesso di tutte le altre città d'arte per poter essere tutto quanto attivo, quindi anche coinvolgendo tutti i nostri collaboratori. In più contiamo che dal 1° di agosto è stato deciso in modo perentorio anche il blocco di quello che è tutto quanto quello che è il transito della crocieristica, che per noi non è solo un problema di ospiti che viaggiano con la nave, ma è che la presenza della crocieristica ci garantisce anche una serie di voli intercontinentali che permettono alle persone di arrivare alla città anche se non utilizzano la crocieristica. Molto spesso si dimentica che togliere via un tassello all'interno di un sistema complesso come quello turistico vuol dire creare un meccanismo a catena che va a devastare già una situazione difficile, dove è difficile soprattutto poter programmare il futuro. Quello che noi vogliamo essere ottimisti è il fatto che, appunto, a differenza dell'anno scorso ci sono i vaccini, c'è il fatto di poter arrivare, come dice il commissario Figliuolo, all'80%, quindi a un livello di immunità praticamente di gregge, e sperare che dal momento in cui ci sarà per noi a settembre la mostra del cinema, quindi il momento più importante della stagione veneziana, a questo punto quello di non dover più tornare indietro, quindi andare in crescita, contando che anche se tutto va bene, per noi ci vorranno almeno 3 anni per tornare a dei livelli di fatturato analoghi a quelli del 2019. Diciamo che poi questa incertezza proprio legata all'applicazione del Green Pass, di cui lei prima ha parlato, potrebbe portare magari a disdette o appunto scegliere eventualmente altre alternative da parte dei turisti, se non arriveranno dei chiarimenti in merito. Ma diciamo che siamo già in estremo ritardo, perché se una persona aveva deciso di viaggiare quest'estate, non è che prenota adesso aspettando cosa decidere il nostro governo e poi verrà tra 2 giorni. Ci sono persone che devono anche far coesistere, ci sono dei problemi logistici, non sono garantiti tutti quelli che sono i vettori che c'erano prima della fase Covid. Gli aeroporti sono tutti quanti che ancora vanno in crescendo, ma sono comunque con dei regimi ridotti, ci sono rotte che ancora non esistono. Quindi una persona che deve costruire il suo viaggio ha bisogno di sapere delle certezze che va a incontrare. Noi consideriamo sempre che le persone che vengono nelle nostre città prevalentemente sono persone che vengono per fare le vacanze, per vivere un momento di serenità, quindi il fatto di sapere o no quanto è sicura una destinazione diventa fondamentale. Uno dei problemi che molti nostri imprenditori vorrebbero superare, ad esempio, è quello di potersi definire, per quanto possibile, di aver adottato tutti gli strumenti, compresa anche un'utenza, cioè dei collaboratori vaccinati che comunque utilizzano i tamponi in modo periodico per garantire che non ci sia una possibilità di contagio.
questa indecisione anche in termini proprio di rapporti all'interno delle aziende fa sì che magari alcune persone, molte persone temiamo, decidono di dire aspettiamo tempi migliori per andare in vacanza, e questo è un danno mostruoso che non possiamo calcolare. È facile calcolare la rinuncia a una prenotazione appunto perché uno mi dice c'è l'applicazione del Green Pass e quindi non ci vengo. È impossibile stimare quanto stiamo perdendo proprio per la mancanza di certezza, di sicurezza all'interno delle nostre città. C'è poi il tema legato alla vaccinazione per quanto riguarda i lavoratori. Non è al momento al centro della discussione odierna a livello nazionale, si parlerà di Green Pass per scuole, mezzi di trasporto, però potrebbe essere all'ordine del giorno prossimamente quella di un'obbligatorietà all'interno di quelle che sono le realtà lavorative. Le chiedo questo perché ci sono telespettatori che ci hanno scritto, che dicono io sono d'accordo, presento il mio Green Pass, ma chi mi assicura che chi lavora all'interno di queste realtà, dagli alberghi ai ristoranti, sia vaccinato? Voi come vedete un'eventuale obbligatorietà per gli operatori di determinati settori magari? Allora, noi riteniamo che sia fondamentale perché noi siamo soprattutto responsabili della sicurezza degli avventori, quindi degli ospiti delle nostre strutture, ma siamo responsabili anche della sicurezza dei nostri lavoratori. Dobbiamo sempre considerare che ci sono persone che vorrebbero vaccinarsi ma per motivi di salute non possono farlo, quindi è un atto di responsabilità da parte di chi ha la possibilità di vaccinarsi di farlo. Quindi noi riteniamo una questione di sicurezza sul luogo di lavoro il fatto che ci sia la vaccinazione, oppure qualora sia inderogabile il diritto di scelta di poter riorganizzare le aziende affinché le persone, i collaboratori che non hanno voluto vaccinarsi o attraverso l'applicazione, l'utilizzo dei tamponi come previsto dalle normative in modo periodico secondo le indicazioni dell'ASL, oppure rivedendo l'organizzazione del gruppo di lavoro, ponendo la persona all'interno di attività che non abbiano contatto con quello che è il pubblico e riducendo il più possibile il rapporto con i collaboratori, perché anche tra lavoratori non è che ci sia questa serenità nel fatto che sia lasciato tutto al libero arbitrio della persona senza nessun tipo di controllo. Noi chiediamo un superamento di quelle che sono, e qui deve esprimersi in tempi rapidissimi il legislatore, sul fatto di rivedere alcune normative sulla privacy, introducendo anche delle forme di legge come quella che è stata fatta in ambito sanitario, dove se la scelta è quella di dire assolutamente io non voglio fare il vaccino, non voglio fare nessuna verifica con i tamponi, a quel punto è una scelta personale e vuol dire che in un lavoro dove c'è una totale propensione al rapporto con i colleghi e con quelli che sono gli ospiti, si possa rivedere la collocazione della persona. Lei prima parlava di altri stati europei dove la strada percorsa è diversa. Rischiamo di essere ancora una volta poco competitivi per quanto riguarda in questo caso il turismo a livello europeo? Guardi, noi abbiamo sempre guardato con un'eccessiva esterofilia a quello che è fatto sempre meglio al di fuori d'Italia. Poi ci siamo accorti che noi le cose le facciamo meglio, che alla fine la diffusione del virus è stata meno impattante di quello che accade magari in altri paesi. Abbiamo sempre comunicato male, continuiamo tuttora con queste forme di incertezza, come appunto oggi con una normativa che dalla mezzanotte diventa pienamente operante, e oggi pomeriggio si riunisce chi deve decidere a dire come si deve fare, e noi dovremo comunicare. Solo noi a Venezia abbiamo più di 8.000 addetti diretti come alle dipendenze delle strutture alberghiere, senza considerare quelli che sono i pubblici esercizi e tutto quello che è l'indotto, e parliamo di 40-50.000 persone, il che non è proprio semplice, figuriamoci a livello nazionale. Quindi prendiamo delle decisioni chiare. Nel momento in cui abbiamo visto che ci sono state decisioni chiare, gli italiani si sono comportati meglio di qualunque altro paese, abbiamo rispettato più di tutti le misure restrittive del lockdown, abbiamo rispettato tutti quelli che sono i protocolli più severi. Noi abbiamo fatto anche un progetto nel nostro ente bilaterale con
l'equivalente dell'INAIL tedesco, dove alla fine le nostre misure erano quasi più restrittive di quelle previste in Germania. Quindi siamo sempre abituati a dire che noi facciamo un po' meno, in realtà facciamo di più, lo facciamo meglio, solo che lo diciamo nel modo sbagliato, e alle volte sbagliamo, come in questo momento, i tempi della comunicazione per fare in modo che tutte le aziende siano organizzate per operare all'unisono, e senza evitare quelle discrasie come quella che potrebbe verificarsi, giustamente lei citava. È possibile che ci sia l'obbligo del Green Pass e chi lo deve controllare non è detto che abbia gli stessi requisiti la persona che deve accedere all'azienda. In questo momento quello che abbiamo ancora più incredibile è che all'interno della stessa azienda, adesso parlo ovviamente del settore nostro degli hotel, nell'albergo abbiamo anche dei ristoranti che hanno il servizio per persone non alloggiate, quindi per chi utilizza il ristorante lo può utilizzare anche da fuori, non in tutti gli hotel, ma in buona parte è possibile farlo. In questo caso chi viene a pranzare, a cena da noi in hotel presso il ristorante, in quel caso lì se non dorme deve dimostrare il Green Pass, se invece dorme forse non è necessario, oppure nel momento in cui si siede a tavola lo può fare anche l'alloggiato, bisogna chiedergli il Green Pass, se lo prende al banco e si porta il panino in camera non è necessario chiederlo. È una situazione che è davvero difficile da poter sostenere, cioè vorrebbe dire che invece di avere un punto di controllo che è quello della reception nel momento in cui accede una persona alla struttura, ne devo avere 10 all'interno dello stesso hotel, perché magari abbiamo altri servizi, abbiamo la spa, abbiamo le piscine, abbiamo altre cose che in quel caso va richiesto, cioè la stessa persona può essere presente o no nella stessa azienda senza avendo o non avendo verificato che ci sia il Green Pass. Tra l'altro, proprio sempre il presidente di Federalberghi evidenziava come nei mesi scorsi, quando i provvedimenti decisi per arginare la diffusione del Covid avessero previsto la chiusura proprio dei ristoranti, permettendo però a quelli all'interno dell'albergo di rimanere aperti, perché c'era già un tracciamento al momento del check-in, chiaramente c'è già un tracciamento che viene fatto naturalmente, quindi si sa la persona da dove viene, si hanno i suoi contatti e quindi nell'eventualità di doverlo ricontattare per un caso di positività lo si riesce a fare facilmente, e per questo proprio i ristoranti all'interno degli alberghi erano rimasti fuori dagli altri provvedimenti. Questa volta invece vengono presi in considerazione. Questa è una contrapposizione tra provvedimenti di cui non si capisce poi l'origine. Sicuramente il problema che noi abbiamo è quello che abbiamo strutture che possono avere il ristorante solo per gli alloggiati e non possono esserci persone esterne. Abbiamo strutture che hanno anche la licenza per poter offrire i pasti anche a chi proviene dall'esterno senza che per forza alloggi. Quindi è ovvio che avremo due aree che dovremo o separare, non lo sappiamo ancora perché proprio non ci sono le indicazioni necessarie per poter gestire due tipi di clienti all'interno della stessa struttura, o anche degli ospiti dei nostri alloggiati a questo punto che potrebbero usufruire dei servizi, però non sappiamo chi si deve chiedere o no. Quindi è davvero una situazione paradossale, dove a un certo punto è importante una presa di posizione. Da parte nostra c'è la disponibilità a fare le verifiche necessarie, l'importante è che ci sia un titolo per poterlo fare, perché oggi una delle cose che viene obiettata qualora un imprenditore decidesse per sua politica aziendale di dire bene, nella mia azienda entrano solo le persone che hanno il Green Pass, non lo può fare perché con la normativa attuale non è titolato, perché se uno viene solo per dormire non possiamo andare a controllargli il Green Pass, perché potrebbe contestarcelo perché non ha titolo il nostro portiere a farlo. Bisogna definire quali sono il perimetro esatto dell'applicazione di questa normativa, quali sono e con quali modalità le persone che possono essere incaricate per fare questo tipo di verifica. Purtroppo il sistema del lavoro italiano è molto complesso, c'è una serie di diritti e doveri che si scontrano molto spesso proprio anche andando oltre qualunque forma di buonsenso. Ancora tanta incertezza, a meno di 24 ore, manca davvero poco all'entrata in vigore di questa obbligatorietà. Attendiamo con fiducia che arrivino questi chiarimenti quanto mai necessari per una stagione estiva che altrimenti rischia di essere penalizzata, soprattutto appunto per la realtà delle città d'arte, come nel caso della nostra meravigliosa Venezia. Io la ringrazio davvero tantissimo per il suo intervento molto importante, grazie a Daniele Minotto, vice
vice direttore AVA. Grazie davvero e buon lavoro, e ci risentiamo presto per capire in che direzione ha deciso di andare il governo. Grazie davvero. Grazie a voi, buona giornata, grazie a voi. Grazie, dunque ancora nodi da sciogliere, era questo il nostro titolo, e non siamo a ridosso ormai dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass, ma per il settore degli alberghi mancano ancora dei chiarimenti quanto mai fondamentali per portare avanti il proprio lavoro, ma anche per dare delle risposte a quei turisti che decidono di alloggiare in queste strutture ricettive, ma al momento queste risposte mancano. Vedremo se arriveranno dal Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio, chiamato appunto a discutere l'estensione del Green Pass anche per altri settori. Vi do alcuni aggiornamenti di cronaca, uno che arriva da Gruaro nel Veneziano. Un gruppo di clandestini, in totale una ventina, sono stati rintracciati questa mattina dai carabinieri su segnalazione di alcuni residenti maggiorenni provenienti dal Bangladesh. Sono stati portati presso la compagnia di Porto Gruaro, che con gli agenti del commissariato locale sta gestendo le incombenze amministrative del caso. I militari dell'Arma suppongono che siano stati scaricati da un mezzo su ruote, probabilmente un tir che viaggiava in autostrada. Non si esclude che il numero di questi cittadini identificati sia destinato a crescere nelle prossime ore. E poi un'altra notizia di cronaca dal Bellunese, la leggiamo dal sito del Gazzettino.it. Fulmine sul tetto, scoppia l'incendio, questo il titolo. Incendio nella notte tra il 4 e il 5 agosto, quindi la notte scorsa, in via dei Pascoli a Feltre. A causare le fiamme di un'abitazione in cui vivono due distinti nuclei familiari sarebbe stato, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, un fulmine. È stato necessario evacuare i residenti dopo la dichiarazione di inagibilità da parte dei vigili del fuoco. Particolarmente gravi i danni alle strutture. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento locale, anche i carabinieri della compagnia di Feltre. In giornata sarà individuata una soluzione per trovare riparo alle due famiglie attualmente appunto evacuate. E questo è appunto l'ulteriore aggiornamento di cronaca, ma continuiamo a parlare di Green Pass in attesa di avere ulteriori notizie da Roma. Sentiamo un po' i cittadini come vedono questa misura e soprattutto le prospettive anche per il mese di settembre, quando, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere richiesto anche per i viaggi, per i mezzi di trasporto, almeno sulla lunga percorrenza. Sentiamo il servizio Vox Green Pass, questa è l'indicazione per la nostra regia. Priorità assoluta, sottolinea così il Premier Mario Draghi il livello di attenzione del governo di questi giorni, in cui si stanno definendo le regole per il rientro a scuola degli studenti di ogni ordine e grado. Sembra che dal 1 settembre sarà obbligatorio il Green Pass per docenti e personale scolastico, ma potrebbe essere richiesto anche per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale. Penso sia giusto perché appunto per ripartire in un modo adeguato c'è bisogno di avere una sicurezza che il Green Pass può fornire, quindi credo sia una scelta giusta. Sia per le scuole che per gli autobus? Esatto, per tutti e due, perché quest'anno il problema maggiore non sono state le scuole ma i mezzi di trasporto. Di conseguenza Green Pass forever. Nelle scuole ma anche negli autobus? Beh, negli autobus sicuramente, perché sono i primi mezzi di comunicazione che vengono utilizzati. Sono assolutamente d'accordo che gli insegnanti debbano essere vaccinati, che tutte le norme di prevenzione debbano essere rispettate e francamente mi preoccuperei più dei mezzi pubblici. Il problema dell'assembramento c'è anche lì, la vedo un po' più difficile forse il controllo, perché pensare che a ogni fermata ci sia necessità di controllare le persone che salgono diventa un problema di tempistiche probabilmente. Ma sì, sono a favore dell'obbligo, cioè di sicuro per gli insegnanti, per gli studenti anche, però da settembre mi sembra abbastanza anacronistico come cosa da attuare subito. Per gli autobus sono un po' più scettico. Io sono d'accordo sia per la scuola che per gli autobus, a patto però che ci sia un controllo anche e soprattutto che siano ammesse persone che magari non si possono vaccinare, perché bisogna tenere conto anche del fatto che ci sono persone che per altri problemi non si possono vaccinare. Sono d'accordo con il Green Pass perché appunto serve per ristabilire una vita quotidiana normale come c'era in passato, e quindi serve molto questa legge qua. Quindi va bene anche per gli autobus? Sì, va bene anche per quello.
questa la voce dei cittadini in attesa di capire che cosa accadrà nelle prossime ore. E allora capiamo anche quello che è il mondo delle imprese, come vede questa misura e quelle che sono le prospettive future, con Carlo Valerio, componente della Giunta Nazionale Confapi. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, l'ultima volta era un matrimonio, questa volta siamo in ufficio. In effetti ci ricordiamo quel collegamento in cerca della sposa che poi purtroppo non è arrivata, però era insomma uno dei matrimoni dove era necessario appunto avere il Green Pass che appunto era al momento diciamo così limitato appunto per le cerimonie, ricordiamo, per entrare nelle RSA, e che adesso da quel giorno, quando ci siamo visti, è stato esteso, da domani sarà appunto obbligatorio. Noi ricordiamo come lei come Confapi ci parlò della volontà di portare le vaccinazioni all'interno delle aziende proprio per una messa in sicurezza. La vostra associazione fu la prima, insieme a Confindustria, a portare avanti questa, chiamiamola così, battaglia. Oggi ci troviamo non con un obbligo vaccinale, ma con una misura che in qualche modo sta portando sempre più cittadini a richiedere la vaccinazione. Benvenga, sì. Positiva, o era meglio, come diceva, come in qualche modo ha detto il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, un'obbligatorietà vaccinale? O questa misura possiamo dire che mette d'accordo le varie parti? È difficile mettere d'accordo le varie parti se si ascoltano troppo le parti in forma singola, isolata, diciamo così. E la pandemia è un problema mondiale, europeo e nazionale, e dai governi dei 3 livelli dovrebbe essere presa in considerazione. Noi purtroppo assistiamo, come succede spesso in Italia e non solo, a tutta una serie di balletti, di minuetti. Se si ritiene che la necessità sia quella di vaccinare la maggior parte possibile, perché qualcuno non potrà essere vaccinato, degli italiani e degli europei per debellare questa terribile pandemia, questa cosa va fatta, ma va fatta con delle regole precise che devono essere fissate esclusivamente dallo Stato. È lo Stato, attraverso il governo espresso dal Parlamento, a sua volta espresso dai cittadini, che deve fissare le regole. Qualsiasi deroga che venga lasciata a un'associazione o a un gruppo di potere o di interessi o ad un altro, ovviamente non può funzionare e non avrebbe i canoni della correttezza e del rispetto generale. Rischia di creare confusione con queste modalità? Sicuramente rischia di creare confusione, anche perché purtroppo c'è questa tendenza oramai radicatissima di scaricare sulle categorie di lavoratori o di prestatori d'opera alcuni oneri che dovrebbero essere esclusivamente, ripeto, dello Stato. Perché se noi chiediamo ai ristoratori di controllare che una persona abbia il Green Pass, potremmo anche farlo, perché finché si lavano le mani possono anche vedere il Green Pass, ma se poi a questo affianchiamo l'idea che sia anche necessario o possibile dover richiedere un documento per comprovare la corrispondenza tra il Green Pass e la persona che abbiamo davanti, questo è un errore. Le cose così non funzionano, e funzionano talmente male che fanno anche mettere in discussione la correttezza e la coerenza degli obblighi che dovrebbero esserci. Faccio a lei la stessa domanda che ho fatto al vice direttore di AVA: piuttosto del Green Pass sarebbe stato meglio l'obbligo vaccinale? Anche se poi mettere obbligo e vaccino in una stessa frase sappiamo bene che polemiche, che discussione suscita. L'obbligo di vaccino sarebbe stata probabilmente la soluzione migliore in uno Stato più civile. Chiaramente
lasciando da parte tutti quelli che il vaccino non possono riceverlo, ma più è alta la percentuale di persone vaccinate e più saranno protetti anche coloro che per proprie condizioni fisiche non possono avere il vaccino. Se lo consideriamo una priorità, dovrebbe essere reso obbligatorio e in questo caso il Green Pass servirebbe più o meno. Certo che se poi dovessimo andare in un'altra nazione e dovessimo dimostrare di essere stati vaccinati come obbligo in Italia, dovremmo esibire il nostro Green Pass. Le due cose potrebbero essere legate strettamente, però questo comporterebbe una scelta politica precisa che purtroppo questo Parlamento e questo Governo non hanno il potere e il coraggio di assumere. Si discuterà oggi dell'obbligatorietà per quanto riguarda il personale scolastico, non si è ancora affrontato il tema dei lavoratori in generale. Da questo punto di vista la vostra posizione e quale pensate sarà la strada che il governo potrà percorrere con la premessa che lei ha detto manca il coraggio di certe scelte? E questo sarà un altro dei problemi abbastanza comuni, perché la scuola è promana direttamente dallo Stato italiano. Le scuole pubbliche soprattutto e quelle parificate più o meno sono la stessa cosa. Quindi i lavoratori della scuola sono dipendenti in sostanza dello Stato e quindi dovrebbe essere possibile, anzi dovrebbe essere, secondo me, consigliabile il fatto che vengano diramate delle direttive e se devono vaccinarsi tutti, devono vaccinarsi tutti. Noi viviamo in una nazione dove per esempio c'è la carta d'identità praticamente obbligatoria. In Gran Bretagna la carta d'identità non esiste, neanche quando vanno a votare il cittadino dichiara chi è. In Italia è una scelta diversa, è un obbligo così come quello della patente e di tante altre cose. Se per il benessere nazionale e di tutti i nostri concittadini è indispensabile avere un vaccino, il vaccino deve essere fatto. Chiaramente se parliamo di organi più o meno dello Stato è una cosa, quando noi affrontiamo il tema delle aziende la questione cambia leggermente, perché se e quando ci sarà un obbligo all'esibizione del Green Pass o alla vaccinazione stabilito dallo Stato, Confappi sarà la prima a trovare tutti gli strumenti per rendere operativa questa cosa nell'interesse assoluto generale. Certo che se invece non c'è un obbligo di questo tipo, i salti in avanti che sono stati fatti da altre organizzazioni di categoria sono inapplicabili oggettivamente, perché se no andremo a creare un secondo potere che non è quello dello Stato, che è l'unico che può esercitarlo, ma che va in capo agli operatori economici che non hanno né il potere né la responsabilità oggettiva e neanche la possibilità di farlo applicare. Nel caso si dovesse decidere per una obbligatorietà anche nei luoghi di lavoro, c'è il rischio che si creino delle difficoltà in alcune linee produttive per alcune realtà, cioè che resterebbero scoperte per mancanza di personale in un momento così delicato di ripresa economica? Diciamo che questo potrebbe succedere, però il rischio sarà tanto più grave quanto più sarà considerato possibile esimersi dall'obbligo di vaccinazione. Perché se questa cosa diventasse sempre più stringente e il Green Pass in qualche modo era in questa direzione, le persone poi devono fare una scelta piuttosto precisa, e cioè continuo a lavorare e continuo la mia vita nella comunità o decido di diventare una specie di eremita che ha regole altre e diverse? Io non credo che sarebbero tantissime le persone. Del resto, vede, noi abbiamo già una sorta di obbligo che viene normalmente assecondato. Per esempio, la vaccinazione, il vaccino antitetanico. Ora, per poter lavorare bisogna avere
l'antitetanica. Perché? Perché se ci si ferisce si potrebbe essere a rischio di morte, tra l'altro il tetano è una morte molto brutta. Ci sono tanti altri ambiti nei quali noi abbiamo sostanzialmente un obbligo. Per poter venire a lavorare il lavoratore deve sottoporsi a visite mediche che sono naturalmente stabilite da tutti i protocolli generali che valgono in tutta la nazione, e lo fa tranquillamente. Se non ha un'idoneità, il medico ha l'obbligatorietà di segnalarlo e il lavoratore eventualmente dovrà trovare una occupazione magari nella stessa azienda di tipo diverso. Quindi più noi continuiamo a dire che i distinguo sono possibili in nome di una libertà personale che molto spesso è disinformata, e più facilmente avremo qualcuno che si attacca a queste visioni e blocca quei meccanismi che invece sono indispensabili per trovare una soluzione a un problema che è mondiale e che ha oramai 2 anni di vita e che dimostra di continuare a essere davvero un problema molto grosso. C'è un altro tema che non è trascurabile, quello della privacy, cioè la difficoltà da parte del datore di lavoro di capire chi in azienda è vaccinato e chi non è vaccinato, essendo un dato sensibile in qualche modo. Come si fa a superare questo? Non deve farlo il datore di lavoro, di nuovo. Deve esserci l'organizzazione della sanità, diciamo, che nella tessera sanitaria dice questa persona è vaccinata e questa no. Non bisogna continuare a lasciare alle categorie l'obbligo di fare qualche cosa che non è nel loro potere. Questo è il punto. Quando noi chiederemo ai ristoratori di vedere se uno ha il Green Pass o no, dovremo poi andare a fare dei controlli. Non può essere il ristoratore che lo chiede. Uno entra, dice io ho il Green Pass, lo dichiara e poi se va fuori o arriva qualcuno e controlla, gli dà una multa. Questo deve essere. Non si può demandare, ripeto, fino alla noia, scusatemi, alle categorie una funzione che è dello Stato. Questo è il punto. Ultimissima domanda riguarda la ripresa economica, sì. I dati che ho prima letto ai nostri telespettatori che riguardano la produzione industriale per quanto riguarda Treviso e Padova, con i dati di Assindustria Veneto Centro registrano una crescita importante in questo terzo trimestre. Dal vostro osservatorio come sta andando e quelle che sono anche le prospettive future e qual è insomma anche lo stato d'animo, il polso dei vostri associati? Ora anche noi abbiamo la stessa sensazione, perché peraltro ci riferiamo alle stesse informazioni e le cose stanno andando meglio. Chi soprattutto nel manifatturiero, e ricordiamolo anche questo fino alla noia, è in questa zona d'Italia che è particolarmente fortunata o è stata particolarmente brava, non sta andando male. Il vero problema del momento sono le materie prime con costi che sono assolutamente fuori controllo e che sono l'unico elemento, insieme alla difficoltà di trovare personale preparato, alla crescita davvero importante che può esserci. C'è un'area da boom economico in qualche modo. Voi forse sapete che io sempre ho detto, sono sempre molto positivo. Le previsioni di crescita del PIL nazionale, che erano più o meno al 4%, ora arrivano come previsione almeno a superare il 6%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è fiducia, che la gente ha voglia di vivere, che la gente ha voglia di intraprendere, ma per questo ha bisogno di sicurezze. E per quanto riguarda la ripresa, ripeto, se questo balletto delle materie prime, visto che noi siamo tutti trasformatori, quindi usiamo materie prime, non verrà controllato e calmierato da regole nazionali o sovranazionali, potrebbe rischiare di compromettere la ripresa, la quale per tutti gli altri fattori ci sarebbe.
Quindi diciamo che in questo momento l'incertezza legata al problema, al rincaro delle materie prime rischiano di essere l'ostacolo a quello che lei ha definito un boom economico, è una parola importante. Sì, è così, ho detto che tira aria da boom economico, nel senso che dopo quasi 2 anni di depressione l'individuo essere umano ha bisogno di sognare, di provare, di scommettere e anche di rischiare. E questo è sembra semplicistico, ma è così. E poi abbiamo bisogno di tante cose perché ci siamo stati fermi per parecchio tempo, quindi serve certezza per quanto riguarda le regole sulla salute, che è ovviamente l'elemento fondamentale del tutto. Serve chiarezza per quanto riguarda i rapporti di lavoro e i contratti e il resto, e serve un aiuto da parte dello Stato che agisca in tutti i luoghi di regolazione perché le materie prime tornino a essere ciò che dovevano essere prima, quindi qualche cosa che viene venduto e comprato per poter sviluppare altro e non solo venduto per fare somme enormi di denaro a scapito di chi poi le materie prime deve trasformare e vendere, e soprattutto venderle sul mercato, il quale mercato si trova con una inflazione che potrebbe diventare anche pesantina. Staremo a vedere, incisivo e puntuale come sempre. Carlo Valerio, grazie davvero per il suo intervento e torneremo anche con lei ad aggiornarci presto per un nuovo punto della situazione. Grazie davvero e buon lavoro, a presto. Il matrimonio comunque è ancora buono, sono ancora sposati, innamorati e stanno molto bene. Aspettiamo il prossimo collegamento di sapere se c'è un erede in arrivo a questo punto. Allora. Glielo auguriamo, abbiamo bisogno tutti di buone notizie. Certo. Ci saluti gli sposi allora. Grazie. Grazie a Carlo Valerio, componente della Giunta Nazionale di Confapi, importante anche questo intervento per insomma capire quella che è l'aria che tira all'interno delle aziende in un clima che potrebbe essere, ha detto, di boom economico, ma se quelle incertezze che ci sono verranno chiarite con dei provvedimenti a livello nazionale. Noi adesso ci fermiamo, prima il meteo, poi la pubblicità e poi torniamo in diretta per nuovi aggiornamenti. Restate con noi, a tra poco. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana, ma nella giornata di giovedì 5 agosto causerà ancora qualche disturbo sul nostro territorio. Nel dettaglio sul Veneto la grafica ci mostra una situazione instabile ed in effetti nella mattinata sarà possibile ancora qualche temporale a carattere sparso. Col passare delle ore poi andrà migliorando, piogge in diradamento e maggiori schiarite soleggiate. Temperature un po' più fresche, minime comprese tra i 13 e i 19 gradi, valori massimi invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui rovesci inizialmente, a seguire andrà un po' meglio con tempo via via più asciutto. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 24-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui condizioni di maltempo al mattino, nel corso del pomeriggio invece sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, come sempre vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Villaggio San Francesco a Caorle.
È iniziato l'incontro tra governo e regioni sul nuovo decreto che estende il Green Pass a scuole e trasporti. Per il governo sono presenti i ministri Gelmini, Speranza, Giovannini e Bianchi. Ricordiamo poi nel pomeriggio intorno alle 16:30 convocato il Consiglio dei Ministri. Abbiamo parlato appunto di Green Pass per quanto riguarda gli alberghi insieme al vice direttore di AVA. Abbiamo parlato di Green Pass all'interno anche dei luoghi di lavoro, delle aziende, insieme a Confapi con Carlo Valerio. E poi c'è un settore legato naturalmente alla ristorazione che si sta preparando per quanto riguarda la scadenza di domani 6 agosto, è quello degli agriturismi. Allora vediamo un po' qual è la situazione, se ci sono preoccupazioni, se il Green Pass può essere, come detto, un incentivo, diciamo così, una ulteriore sicurezza, certezza di sicurezza, o se rischia di essere un ostacolo per queste realtà. Ne parliamo insieme a Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Treviso. Buongiorno e ben ritrovato, presidente. Buongiorno a lei. Allora, per quanto riguarda gli agriturismi, anche loro rientrano in quella che è la categoria della ristorazione al chiuso, per la quale è previsto l'obbligo di Green Pass a partire dalla mezzanotte di oggi, insomma da domani, mettiamola così, dal 6 di agosto. Un'opportunità o un ostacolo, come abbiamo titolato, un onere al quale si potrebbe far fatica a far fronte? Siamo in una situazione d'altronde eccezionale, no? Noi dobbiamo avere come punto di riferimento il fatto che non dobbiamo ricadere in un nuovo lockdown in nessun modo. Quindi sono misure pesanti anche per il nostro settore, per il nostro sistema. È chiaro che sono una serie di complicazioni in più, ma d'altronde, se noi abbiamo come obiettivo principale l'evitare qualsiasi ulteriore problema, così come c'è stato nei mesi passati, è chiaro che anche questo è una misura che dobbiamo affrontare, e seppure non semplice, soprattutto nella sua applicabilità, perché non è effettivamente, ci sono delle preoccupazioni sul tema, ma è chiaro che se questo è il passaggio che dobbiamo sostenere per cercare di evitare ulteriori problemi nel prossimo futuro, lo sosteniamo. Benvengano anche queste misure, l'importante è che si mantenga sempre l'obiettivo di evitare in qualsiasi modo delle restrizioni che forse con troppa facilità ci dimentichiamo nel corso delle settimane. Ecco, ritornare al passato sarebbe assolutamente lo scenario più negativo di tutti, per cui piuttosto che tornare a quello, meglio delle misure sicuramente pesanti in questo momento, sicuramente complicate anche nella loro applicabilità, però almeno ci danno una sicurezza, una tranquillità per il futuro. Lo dà a noi come agriturismi, come ristorazione, come accoglienza in senso lato, ma lo dà anche ai clienti che poi arrivano nel nostro sistema. Esiste anche per voi quella problematica evidenziata dagli albergatori, immagino, per quanto riguarda proprio i servizi al chiuso, cioè pensiamo all'agriturismo che poi ha la possibilità di ospitare all'interno per la ristorazione, per la colazione o per la cena, insomma i propri ospiti, e potrebbe nascere la stessa problematica, una famiglia che magari mamma e papà sono vaccinati e il figlio che ha più di 12 anni non è ancora vaccinato. Quindi è anche quello un problema che in qualche modo potrebbe rendere più difficoltoso il lavoro di chi opera all'interno degli agriturismi? Sì, no, assolutamente. Questa è una delle tante casistiche che ci possono essere di problemi interpretativi poi della norma che ci fanno soggetti autori di questo tipo di verifiche, ma di fatto è complicato l'applicabilità. Adesso abbiamo sentito che nella prima fase non ci saranno sanzioni, o perlomeno si eviteranno questo tipo di ulteriori pesi sulle nostre attività. Però è chiaro che da adesso in poi e molto rapidamente ci dovrà essere un colloquio anche con la prefettura, con tutte le istituzioni, per cercare di capire esattamente come ci dovremmo comportare, sapendo che non è, come è stato già detto,
un'attività normale per chi fa questo tipo di impresa. Quindi a noi viene chiesto un'ulteriore funzione che, per carità, ci dobbiamo tutti rendere partecipi e farci parte attiva, però è indubbio che ci saranno difficoltà interpretative, casi particolari, proteste, già le mettiamo nel conto, ci vuole molta responsabilità da parte di tutti e credo che se noi vogliamo ritornare a un sistema più libero, così come chiedono tutti quanti, di poter agire, dobbiamo passare anche attraverso questo tipo di restrizioni che però, come dicevo prima, ben vengano se ci danno una maggiore serenità per il futuro. L'altro tema è quello appunto della vaccinazione all'interno dei luoghi di lavoro, tema al momento non ancora affrontato in maniera generale. Si parla oggi della scuola, si è parlato in precedenza del mondo della sanità, si attende di capire che strada percorrerà il governo per quanto riguarda gli altri luoghi di lavoro. Sappiamo come nel mondo dell'agricoltura spesso ci siano anche lavoratori stagionali. Questo nel caso si decida di introdurre un obbligo vaccinale anche per i lavoratori, quali potrebbero essere le difficoltà proprio per il comparto dell'agricoltura? Allora, l'agricoltura per le sue caratteristiche proprie molto spesso lavora in zone aperte, cioè all'aperto, e quindi diciamo che generalmente questo problema ha un impatto inferiore rispetto ad altri settori economici, perché ovviamente lavorando fuori alle intemperie, anche in molti casi come vediamo in questi giorni, il problema è più contenuto. Poi abbiamo anche ovviamente molti soci che hanno attività anche con molti dipendenti all'interno di serre e quant'altro, e quindi il tema è molto più sentito. Però diciamo che generalmente possiamo gestirlo, riusciamo a gestirlo in maniera più semplice rispetto ad altri settori. Ciò non toglie che il vaccino è l'arma principale per cercare di combattere questa pandemia o tutti questi effetti negativi della pandemia, per cui seppur non obbligatorio deve rimanere l'azione principale da perseguire in tutti i modi possibili. Qui non sto parlando del settore sanitario, che secondo me dovrebbe essere proprio un obbligo quasi vincolante, ma ovviamente per tutto il resto, seppure non possa essere definito come obbligatorio, dovrebbe essere incentivato in qualsiasi modo. E laddove un dipendente proprio non si volesse far vaccinare per motivi sanitari oppure per altre tipologie, altre motivazioni, si cercherà, e probabilmente nelle aziende agricole si possono trovare delle soluzioni, ma mi rendo conto che sia un comparto un po' atipico rispetto a tutto il resto. Tornando agli agriturismi, sono stati un'opzione scelta per questa estate 2021? Sì, sicuramente la possibilità di ritornare ovviamente all'aria aperta in ambienti sostanzialmente isolati e protetti, con scelte molto anche familiari, tipo familiare, è una soluzione che è stata molto adottata. Per cui abbiamo visto una sostanziale ripresa, specialmente adesso nel mese di agosto, delle attività. Certo, veniamo da un periodo che dopo un giugno che sembrava abbastanza positivo, anzi maggio si parlava anche di segnali molto positivi, poi abbiamo avuto un giugno un po' difficile, un luglio che non è andato al massimo, insomma adesso però vediamo che c'è una sostanziale ripresa, per cui ci auguriamo che poi tutto possa rimanere. D'altronde nel nostro sistema agrituristico abbiamo tutte quelle caratteristiche di isolamento da un certo punto di vista, di protezione dall'altro, che con particolari accorgimenti, ma gestibili assolutamente, può essere l'ideale per questo tipo di vacanza familiare e non solo, insomma. Presidente, purtroppo il maltempo non è mancato anche in questo mese di luglio, abbiamo assistito a diversi fenomeni anche molto intensi, a grandinate importanti anche nel territorio trevigiano. Da questo punto di vista ci sono stati danni importanti per quanto riguarda la nostra agricoltura, e se sì, quali settori maggiormente colpiti? Allora, l'agricoltura si confronta con gli eventi climatici da sempre, questa ormai è diventata una costante, non ci possiamo fare nulla, è la nostra variabile che non possiamo gestire nella nostra attività.
Quindi eventi importanti ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Purtroppo danni alle culture ci sono, uno magari lavora tutto l'anno e poi si trova nel giro di pochi minuti ad avere il raccolto distrutto, ed è un tema importante. Noi nel nostro settore ovviamente tutti gli imprenditori tendono ad assicurarsi, perché ci sono delle possibilità, insomma anche delle agevolazioni in questo senso, tanto che soprattutto nella provincia di Treviso alcune culture tipo appunto il vigneto tendono a essere sempre assicurate, perché questi eventi climatici sempre più forti, ma come ripeto nel corso degli anni ci sono sempre stati e purtroppo li vedremo sempre, hanno insegnato agli imprenditori a cercare di tutelarci anche in questo modo, con costi importanti, perché i premi assicurativi sono importanti, ma è uno dei costi che dobbiamo sostenere nelle nostre aziende, perché sappiamo che c'è l'anno che può andare storto. Quest'anno in particolare abbiamo visto il ripetersi di alcuni eventi climatici, grandine, eccezionale per quanto riguarda intensità e anche dimensioni, che hanno colpito ripetutamente il territorio, seppure per zone abbastanza limitate, ma diffuse su tutto il territorio. E mi sembra di capire, vedendo anche le vostre previsioni meteorologiche, che tra oggi ma anche a fine settimana ci saranno altri eventi che speriamo che siano limitati. Magari tanta grandine e poi poca acqua su alcune zone, e quindi non siamo mai contenti come agricoltori. Assolutamente sì, serve una via di mezzo come in tutte le cose naturalmente. Grazie davvero per il suo intervento, grazie a Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, Presidente di Confagricoltura Treviso, grazie davvero per essere intervenuto in diretta, naturalmente buon lavoro e a presto. Grazie a voi, arrivederci. E questo è anche il punto di vista degli agriturismi e del comparto agricolo, che sappiamo avere un peso molto molto importante anche nella nostra economia. E proprio in tema arriva una nota del presidente di Federterme Confindustria Massimo Caputi, che dice: a poche ore dall'entrata in vigore delle norme del decreto Covid per gli esercizi termali e alberghieri ancora sussistono grandissime incertezze. Malgrado numerose richieste di delucidazioni ai ministri competenti, non abbiamo ricevuto a tutt'oggi gli indispensabili chiarimenti. Si va così incontro a situazioni abnormi, incomprensibili e di gravissima confusione per imprese e utenti, con danno per i servizi e la salute pubblica. Ci auguriamo fortemente, aggiunge ancora Caputi, che la Presidenza del Consiglio o il Ministero della Salute, sempre molto attento e sensibile alle esigenze di imprese, lavoratori e utenti, emettano i chiarimenti richiesti entro oggi. Sono assolutamente indispensabili per tutelare la salute dei clienti e dei lavoratori e per non generare comportamenti incontrollati e disomogenei su una situazione, quella del Covid, già di per sé molto delicata e difficile, che le imprese hanno sempre affrontato con grande responsabilità. È un po' quello che diceva anche il vice direttore di AVA. Aspettiamo questi chiarimenti, l'incertezza è ancora tanta sull'attuazione, sull'applicazione proprio del Green Pass. Ormai siamo a ridosso, mancano davvero pochissime ore all'entrata in vigore di questo obbligo, ma rimangono ancora dei punti oscuri e, diceva il vice direttore, sarebbe già tardi per avere questi chiarimenti, ma insomma si attendono per dare anche risposte ai turisti in arrivo nelle prossime settimane nella nostra regione e in Italia in generale. Parliamo adesso di sicurezza stradale, con fondi per la viabilità della provincia di Padova. Ha stanziato oltre 1 milione di euro per opere. Interessati sono 11 comuni della provincia di Padova. Per la regia è il servizio Fondi Viabilità. Vediamo se siamo in grado di mandare il servizio che fa un po' il punto sulla situazione sicurezza stradale, con importanti opere per quanto riguarda la provincia di Padova. Chiedo alla regia se è possibile vedere il servizio, altrimenti andiamo avanti. Non abbiamo notizie dalla regia.
Allora, vediamo un attimo quella che è la situazione a livello politico della discussione per quanto riguarda il Green Pass, e tra pochissimo avremo proprio in collegamento un esponente del Partito Democratico, un esponente della Lega, per parlare di Green Pass, perché all'interno della stessa maggioranza di governo la discussione rimane accesa, con la Lega ancora una volta che continua con il suo segretario Salvini, lo leggiamo dal sito del Corriere della Sera, continua con l'ostruzionismo parlamentare nel tentativo di ammorbidire l'impatto della certificazione verde che, come detto, sarà obbligatoria a partire da domani per ristoranti, musei, ristoranti al chiuso, musei, palestre e cinema, ma che dovrebbe essere obbligatoria per i trasporti a lunga percorrenza da settembre, per la scuola, esclusi naturalmente gli studenti, e forse anche per i lavoratori dei pubblici esercizi. A Palazzo Chigi ieri sono saliti il ministro della Salute Speranza e il commissario all'emergenza generale Figliuolo. Questa mattina alle 11:30 c'è stata la cabina di regia con il premier e i capi delegazione dei partiti, e prima ancora sono arrivati a Palazzo Chigi i vertici del comitato tecnico scientifico. Poi, come detto, la conferenza delle regioni che è già in corso, la conferenza Stato-Regioni che è in corso in questi minuti, e poi alle 16 il Consiglio dei Ministri, e vedremo se proprio anche all'interno della maggioranza si troverà un accordo. Allora, siamo in grado adesso di farvi vedere quelli che sono gli interventi previsti per 11 comuni della provincia di Padova sul fronte sicurezza stradale. La provincia mette in sicurezza le sue strade e stanzia 1.300.000 euro per rimpinguare le casse di 11 comuni che hanno bisogno di fondi per le opere di miglioramento della sicurezza stradale. Il comune che riceverà di più è quello di Trebaseleghe, a cui sono stati assegnati 200.000 euro. Nell'Alta Padovana finanziamenti per opere di manutenzione stradale anche per Massanzago, Galliera, Tombolo. Gli altri comuni a cui verranno distribuiti i fondi provinciali sono Vo, Granze, Cervarese Santa Croce, Baone, Pernumia, Veggiano e Teolo. Le opere riguarderanno interventi di sistemazione di marciapiedi, piste ciclabili e incroci pericolosi. Questi sono i primi cofinanziamenti che riusciamo ad erogare, ha spiegato il presidente Bui, ma abbiamo già messo un altro 1 milione di euro a bilancio, portando il totale delle risorse disponibili a 2,5 milioni di euro. In questo modo riusciremo a dare risposta alle altre amministrazioni locali, ampliando il numero delle opere che si riusciranno a realizzare, ha concluso il presidente Bui. E dunque questi interventi sul fronte sicurezza stradale in provincia di Padova. Vado a salutare, la ringrazio per essere con noi, ben ritrovata Vanessa Camani del Partito Democratico, ben ritrovata. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei per la disponibilità. Tra pochissimo ci colleghiamo anche con Alain Luciani della Lega. Allora, Camani, inizio subito con lei per chiederle di questa discussione legata al Green Pass. Abbiamo sentito anche varie categorie durante questa diretta che da un lato plaudono alla misura come certezza, sicurezza, elemento di sicurezza per molti settori, dall'altra però ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere e da questo punto di vista, pensiamo proprio agli alberghi di cui abbiamo parlato, mancano ancora dei chiarimenti da parte del governo, e quindi con una incertezza che rischia anche di limitare quella che è l'attività di certi settori, in primis proprio gli alberghi. Governo al lavoro adesso, Green Pass che deve essere visto, lo ha detto anche il Premier Draghi in conferenza stampa al momento della presentazione del decreto legge, come un'opportunità per permettere a certe attività che altrimenti rischierebbero di rimanere chiuse di continuare a lavorare. Ma io sono esattamente d'accordo con quello che dice Draghi, cioè è ovvio che nessuno si diverte a imporre obblighi o divieti o a dover obbligare ad esempio gli esercenti, i ristoratori a fare qualcosa che va oltre il proprio mestiere, no? Non è che lo si fa con uno spirito di di prendersela con qualcuno. Si fa perché può essere uno degli strumenti, accompagnato a una vaccinazione che deve ancora raggiungere i livelli che ci consentano di ottenere l'immunità di gregge, uno degli elementi attraverso cui l'Italia prova
ad evitare di tornare a decisioni molto più drastiche come le restrizioni, le chiusure o addirittura il lockdown. Questo perché il virus ha deciso di non finirla qua. Stanno continuando i ricoveri, stanno continuando soprattutto i contagi, le varianti del virus preoccupano e finché ci sarà una barriera alla vaccinazione così importante, il Green Pass diventa uno strumento necessario che però mette anche in sicurezza tutti quelli che si sono vaccinati, che in questo modo possono essere più sereni nell'uscire, nell'affrontare la loro socialità. Dal punto di vista delle incertezze, delle tempistiche, mi pare che il governo stia lavorando bene. Penso ad esempio al fatto che le misure più restrittive legate al Green Pass verranno attuate, da quello che si legge, dalle indiscrezioni a settembre, quindi ci sarà tutto il tempo per adeguarsi e abituarsi. Adesso, da quello che risulta, è finito il Consiglio dei Ministri, dovrebbe cominciare la discussione con la conferenza Stato-Regioni, quindi l'obiettivo è quello, come si era detto da tempo, per questa sera di capire esattamente come sarà utilizzato questo Green Pass. Non mi convince, e chiudo, non mi convince molto questa strumentalizzazione che alcune forze politiche fanno su questo strumento, appunto. Io credo che oggi chi è al governo del paese, quindi chi si deve ancora assumere la responsabilità di scelte anche complicate, anche impopolari, dovrebbe dare al paese un messaggio di chiarezza e di serenità su questi strumenti. Il fatto che, ad esempio, Salvini continui a fare battaglia politica su uno strumento e non su un obiettivo politico mi sembra poco utile alla serenità che al paese servirebbe per provare ad affrontare la ripartenza. Le chiedo adesso, prima di farle l'altra domanda, riagganciandomi al suo discorso, leggo una notizia che sarebbe emersa e sarebbe il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico in mattinata, ovvero la quarantena per i positivi vaccinati sarà ridotta a 7 giorni con tampone alla fine del periodo, resta 10 giorni per i non vaccinati, è quanto annunciato il Ministro della Salute Speranza alle regioni, secondo quanto apprende l'ANSA. Quindi da 7 a 10 giorni la quarantena per i positivi vaccinati. Questa quanto sarebbe emerso. Intanto vedo in collegamento, lo saluto, buongiorno da Len Luciani della Lega, ben ritrovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, visto che è arrivato, le faccio subito ribattere a quello che ha detto Vanessa Camani a proposito della posizione della Lega in merito al Green Pass. Anche prima leggevo dal sito del Corriere come la Lega con il suo segretario Salvini vorrebbe fare un ulteriore ostruzionismo per rendere un po' più morbida quella che è l'applicazione del Green Pass. Sappiamo invece che insomma quella della vaccinazione è una battaglia che a livello regionale con il presidente Zaia, seppur ha sempre ribadito come sia totalmente facoltativo e volontaria quella di sottoporsi al vaccino, ma insomma la Regione Veneto ha sempre corso dal punto di vista della campagna vaccinale. Sì, no, bene fa la Regione a correre sulla campagna vaccinale, ci mancherebbe altro. E il tema Green Pass è un tema di discriminazione, dobbiamo stare molto attenti perché oggi si discute se nei mezzi di trasporto pagati dalla collettività, quindi pagati da tutti, possano accedere alcune persone e altre no. Io ad esempio, faccio un esempio semplicissimo, sono una persona non vaccinata ma che non può attualmente vaccinarsi. E cosa facciamo? Io pago regolarmente le tasse? Perché non posso utilizzare i mezzi di trasporto se così fosse? E se invece mi sarà data una deroga, per quale motivo io non vaccinato posso in deroga salire su un mezzo pubblico e invece un non vaccinato per scelta non può salire sul mezzo pubblico? Cioè qui stiamo facendo, secondo me, delle valutazioni profondamente sbagliate. Abbiamo detto ai cittadini, nella fase in cui non c'era il vaccino, che per proteggersi, e i dati lo hanno dimostrato, proteggendosi per bene, sono crollati i casi di infezione Covid. L'anno scorso ne avevamo meno di oggi, tanto per capirci, e oggi gli diciamo che invece non è più sufficiente ma ci vuole il vaccino. E attenzione anche sulla questione dei vaccini, perché purtroppo sta passando un messaggio sbagliatissimo ed è passato purtroppo per colpa della scienza, per colpa di chi dovrebbe darci delle informazioni corrette. Ad oggi ci hanno sempre dato informazioni che poi hanno smentito loro stessi, e che hai una sorta di immunità per cui puoi andare dove vuoi, puoi fare quello che vuoi, puoi gestire come vuoi, e il risultato è che la gente, ad esempio io ho un'attività commerciale,
mi entrano regolarmente senza mascherina. Alla domanda, ma scusi, la mascherina? Risposta, sono vaccinato. Questo per esempio con i non vaccinati non accade mai. E quindi vorrei capire qual è la ratio di questa normativa, qual è la ratio che ci consente di entrare in un bar non vaccinati ma bere il caffè solo in piedi, quando prima nei bar potevamo andare ma solo seduti. Cioè mi pare che ci sono delle scelte esclusivamente che puntano al voler obbligare in una qualche forma la gente a vaccinarsi. Non è questo il metodo. Avremmo dovuto utilizzare il metodo serio di spiegare alle persone per bene la questione dei vaccini, dare un'informazione serena, semplice e unidirezionale. Non possiamo avere scienziati che dicono una cosa e uno scienziato dice l'esatto opposto. Gli scienziati devono fare gli scienziati, starsene tra i libri e fra i pazienti. Noi in televisione a sparare o sui social abbiamo visto Burioni cosa non è arrivato a dire sui social. Perché oggi, guardate che la gran parte anche delle persone che io conosco che si sono vaccinate con la paura. Ma vi sembra mai che in un paese civile una persona che va a fare un semplice vaccino abbia la paura e il terrore? Mi ricordo che ero ospite proprio di questa TV qualche sera fa, erano tutti vaccinati e alla mia domanda: ma quando vi siete vaccinati lo avete fatto in maniera serena, splendida o avevate qualche dubbio? Bene, guardate che solo una persona si era vaccinata senza avere nessun tipo di titubanza. Tutte le altre si sono vaccinate malvolentieri. Ma vi sembra che un paese serio e civile siamo arrivati a questo punto? Ecco, questa è la questione, è il modo in cui si sta gestendo questa emergenza proprio all'italiana. Siamo uno dei peggiori paesi al mondo per numero di vittime Covid, e questo la dice lunghissima sul fatto che i governi precedenti abbiano preso delle ottime decisioni. Non risulta dai numeri, assolutamente. Camani, vedevo che scuoteva la testa, una misura discriminatoria l'ha definita Luciani. No, ma scuotevo la testa, saluto, a lei lo rivedo volentieri, ma scuotevo la testa perché non mi convince il ragionamento logico, cioè pensare che il Green Pass sia uno strumento di discriminazione è un'argomentazione retorica che non trova fondamento, anche perché io posso non essere vaccinato, decidere di fare un tampone di controllo, quindi certificare non attraverso la vaccinazione ma attraverso un tampone che non sono contagioso e posso andare esattamente dove voglio. Quindi diciamo è ovvio che l'essere vaccinati o il non essere controllati dal punto di vista del contagio è un elemento che ovviamente limita le libertà di chi liberamente sceglie di non vaccinarsi, perché se risulta essere più pericoloso per quello che invece è davvero un diritto che lo Stato e il governo hanno l'obbligo di garantire, che è il diritto alla salute di tutti i cittadini. Ora, c'è una cosa che mi convince però di quello che diceva Luciani, cioè la necessità di esprimere un'informazione coerente e unidirezionale sui vaccini, che certamente rappresentano, io faccio parte di quelli vaccinati serenamente, ma evidentemente sarò una minoranza, ma è necessario che le persone abbiano, o era necessario che avessero, un'informazione precisa sui rischi e sulle opportunità di cura che ci stanno dentro il vaccino. Però per fare questo tipo di comunicazione, che è mancata anche a livello territoriale, io penso che non dobbiamo responsabilizzare soltanto il personale sanitario e i medici. Qui c'è un grosso problema che coinvolge partiti politici e una parte dell'opinione pubblica che ha contribuito e contribuisce a non dare una comunicazione univoca sulla sicurezza dei vaccini. Non a caso ci sono alcuni parlamentari della Lega che vanno in piazza a protestare insieme ai Novax. Non a caso lo stesso capogruppo della Lega in Consiglio regionale ha attaccato pesantemente Salvini su questo punto, perché mentre Zaia, e lo dico insomma sapendo che sto all'opposizione, che se potessi evitare di fargli dei complimenti eviterei, però sebbene Zaia abbia dato un messaggio fin dall'inizio univoco e chiaro sulla necessità di vaccinarsi, la stessa cosa non si può dire di Matteo Salvini, che continuamente invece soffia esattamente sul fuoco di quelle paure, come al solito, di quelle perplessità, di quelle preoccupazioni legittime delle persone. Ora, io penso che se le forze politiche fossero tutte parimenti responsabili e fossero le prime a dare un messaggio univoco e a non cadere nella tentazione di rincorrere facili consensi sfruttando le paure della gente, forse ci sarebbe meno
difficoltà nella campagna vaccinale, 2, anche le persone si avvicinerebbero alla vaccinazione con più serenità. Io penso che noi oggi, quindi, se fossimo davvero seri, dovremmo dire ai cittadini italiani e veneti che la vaccinazione è fondamentale, è l'unica arma che abbiamo in questo momento per contrastare il virus e per evitare che varianti del virus producano una nuova diffusione dei contagi, che ci sono tutta una serie di soggetti ai quali rivolgersi per poter essere rassicurati e che le misure che assumeremo da qua ai prossimi mesi saranno finalizzate a mettere in sicurezza dal punto di vista sanitario e dunque economico il Paese. Altro discorso invece va fatto per i cosiddetti Novax, cioè per quelli che decidono di non vaccinarsi perché pensano che ci sia un complotto internazionale, che il virus non esista e che le morti non esistano. Qui si parla ovviamente di persone che io giudico come analfabeti funzionali, cioè incapaci di leggere la realtà delle cose. Lì è giusto anche costruire meccanismi di difesa diversi. Ma sul tema della paura e della preoccupazione invito, ma davvero senza polemica, Matteo Salvini e la Lega a smettere di cavalcare queste paure e queste preoccupazioni e contribuire insieme a noi, insieme al Presidente Draghi, insieme alle forze sane di questo Paese a mettere in sicurezza proprio chi, per ragioni di salute per esempio, non si può vaccinare ed è più esposto al rischio. Allora io penso che io mi sono vaccinata con serenità, non perché sia un medico o abbia la certezza matematica per come dire, sapienza personale degli effetti del vaccino, ma mi sono vaccinata con serenità perché sapevo che vaccinandomi avrei messo in sicurezza me, i miei cari e le altre persone. Io penso che sia un gesto di responsabilità a cui gli italiani non possono non rispondere positivamente. Luciani, adesso arriverò da lei con la domanda su questa differenza di comunicazione tra la Lega a livello regionale e quella a livello nazionale. Prima però devo fermarmi per qualche istante di pubblicità e poi torno da Camani e Luciani in diretta, tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Prima di andare dai nostri ospiti, alcuni aggiornamenti che arrivano da Roma, dalla cabina di regia per quanto riguarda il Green Pass. Arriva il chiarimento che proprio il vice direttore di AVA aveva chiesto necessario in tempi rapidi. Eccolo, i clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il Green Pass. Lo ha deciso, secondo quanto si apprende da fonti di governo, la cabina di regia tra i capigruppo della maggioranza, confermando quanto già previsto dal decreto precedente. Nel corso della discussione, sempre secondo fonti presenti alla riunione, parte della maggioranza avrebbe voluto introdurre anche per gli alberghi l'obbligo, ma alla fine si è deciso di mantenere invariata la norma attuale. Dunque per i clienti degli alberghi sprovvisti di Green Pass sarà possibile accedere a bar e a ristoranti al chiuso. Allora Luciani, Camani evidenziava come ci siano diverse modalità di comunicazione all'interno della stessa Lega. Sul fronte vaccini, dalla Regione Veneto l'invito a vaccinarsi per l'importanza della vaccinazione, con dati alla mano su quella che poi anche il riscontro che si ha a livello di ospedalizzazioni, dall'altra la linea che sta tenendo in queste settimane il segretario Salvini. Sì, cioè, se posso valorare quello che dicevo poco fa, guardate, è appena uscita un'ANSA di Crisanti in cui si dice che non c'è nessuna prova che il vaccino modifichi la trasmissione del virus e anzi dice che il Green Pass è uno strumento solo per convincere le persone a vaccinarsi. Ecco. Allora, voi capite bene che Crisanti, lo sapete bene, è stato iper elogiato dalla sinistra. No? Adesso mi piacerebbe che Camani mi dicesse dopo, semmai, che cosa ne pensa oggi che Crisanti ci sta dicendo che il Green Pass per salire sull'autobus è esclusivamente solo un modo per convincere le persone a vaccinarsi, che non c'è nessuna evidenza scientifica che il vaccino impedisca la trasmissione, e dice che l'unico modo è quello di obbligare la mascherina FP2 perché con la variante Delta possiamo sciodarsi l'immunità di gregge. Allora, voi capite bene che se il mondo scientifico continua a darsi delle informazioni sbagliate e controverse e continuamente diverse, ok? E oggi dicono una cosa, domani un'altra, diventa difficile per tutti. Perché mi ricollego a questo? Perché le due, tra virgolette, posizioni della Lega
sono fondamentalmente si sostengono fondamentalmente proprio su questi temi, su questo ragionamento. Cos'è vero e cosa non è vero? Che cosa è importante davvero sapere e che debbano sapere i cittadini e cosa invece sono esclusivamente delle buttate? Non c'è niente e noi pensavamo che con la scienza gli scienziati ci dicessero sempre cose ben ponderate, no? Allora io oggi davanti a una richiesta e a una dichiarazione di questo tipo, se confermata e non è una fake news, perché ormai siamo veramente dilaniati da queste false informazioni, io mi chiedo come fa un cittadino a esserne conscio. Sulla differenza della Lega, guardate bene, la Lega regionale è una Lega che in questo momento sta amministrando un territorio e quando amministri un territorio devi fare in modo che le cose vadano bene. È banale quello che dico? No, è così, lo è per la Regione Veneto come lo è per le altre regioni. Guardate bene che la Regione Veneto è diventata, la sanità veneta, una delle eccellenze a livello mondiale, se vi ricordate, quando il governatore Zaia, così disse ai giornali internazionali, ebbe il coraggio di andare contro l'OMS, quindi contro coloro che oggi ci stanno dicendo che assolutamente la vaccinazione è la strada maestra. E divenne famoso a livello globale Luca Zaia perché proprio col professor Crisanti ebbe il coraggio di fare una sperimentazione, di isolare un'intera città e di trovare una soluzione che sembrava incredibile per quei momenti là e ebbe una risonanza mondiale. Oggi la Lega invece, quella nazionale, tra virgolette, che è governativa, chiaramente ha un approccio diverso, che è un approccio di governo dello Stato, di politica, quindi non più di amministrazione. E come sapete bene, amministrare è una cosa e quando amministri il tuo colore politico il più delle volte lo metti da parte. Io ho fatto l'amministratore e so che cosa significa, non è che guardi se uno ti ha votato o non ti ha votato, devi amministrare quello per cui i cittadini ti hanno delegato a fare. La politica invece si pone degli interrogativi, la politica cerca di trovare delle soluzioni che siano di prospettiva per il Paese. Allora, ad esempio, il Green Pass a livello di prospettiva ci dà dal punto di vista sanitario probabilmente delle garanzie in più, ma dal punto di vista, per esempio, dell'economia ci dà delle garanzie in meno, perché se è vero che il 30-35% oggi non si sono sottoposti a vaccino, significa che alcuni settori importanti che ad oggi hanno pagato più degli altri la crisi avranno il 35-40% in meno del fatturato. Ecco, queste sono secondo me le due dinamiche che creano, tra virgolette, due opinioni diverse. Vedevo sui vostri sottoscritti della polemica adesso con il deputato Alex Bazzaro, che tra l'altro conosco, era qui a Padova fino a poco tempo fa, per cui insomma è un amico, per cui oggi lui è spalle al muro perché avrebbe ammesso di non essersi vaccinato per scelta. Cioè, voglio dire, dovrebbero essere delle libere scelte, delle libere considerazioni personali. Oggi andiamo in giro per le nostre città ovunque, non è più ciao come stai, ciao ti sei vaccinato. Cioè non può essere questo qui il tema, cioè non possiamo mettere contro i cittadini tra chi si è vaccinato e chi non si è vaccinato, creando una guerra fra poveri, tra virgolette, quando le responsabilità sono in capo al governo. Cioè è il governo a cui dobbiamo chiedere spiegazioni. È a chi ci sta governando che dovremo chiedere spiegazioni sul fatto che oggi la mascherina non valeva niente. Vi ricordate quando dicevano che non serviva niente e poi ci hanno detto che era assolutamente obbligatoria? Cioè questi sono i temi che cozzano e quindi capisco che ci siano delle posizioni anche divergenti, anche molto divergenti, su alcuni temi. Un conto è amministrare, un conto è far politica, sono due robe totalmente diverse. Arrivo subito da lei, Camani, non mi sembra molto convinta dalla spiegazione di Luciani. Allora, c'è una correzione sulla notizia che vi abbiamo dato pochi minuti fa relativamente alla quarantena per i vaccinati con contatti stretti, con positivi, quindi quarantena che riguarda contatti stretti con positivi di persone vaccinate. Per loro sarà ridotta dai 10 giorni previsti agli attuali 7 decisi appunto dal CTS. Quindi questa riduzione di quarantena da 10 a 7 giorni per i cittadini vaccinati che hanno avuto contatti stretti con persone positive. Indiscrezione che arriva invece dal sito del Gazzettino: Green Pass verso obbligo per personale scolastico e studenti universitari, ok dalla cabina di regia. Questo quanto leggiamo dal sito del Gazzettino, capiremo poi quello che deciderà in sede di Consiglio dei Ministri il governo. Camani.
Intanto se fosse confermato il Green Pass per il personale scolastico, penso sarebbe una buona notizia. Giusto a commentare l'ultimo aggiornamento che ci ha dato. Io però, più che commentare le dichiarazioni Crisanti, vorrei fare un paio di riflessioni. È indubbio che il Green Pass ha una duplice finalità. Da un lato cerca di costruire dei percorsi un po' più protetti per chi ha utilizzato, per chi si è vaccinato, dall'altro lato certamente vuole essere anche un incentivo alla vaccinazione, ma assolutamente sì, perché è uno dei modi attraverso cui si può investire in quella famosa campagna vaccinale. Non a caso è avvenuta in Francia, ed è, ma guarda, alla netta ascoltato, pur non essendo molto d'accordo, per nulla d'accordo, però perché sennò in collegamento è un po' complicato. Come è avvenuto in Francia, come è avvenuto anche in Italia, nel momento in cui il governo utilizza quello strumento si verifica un incremento delle vaccinazioni, perché molti non si erano vaccinati perché non ci avevano pensato, non avevano voglia, avendo questo incentivo c'è un motivo in più per vaccinarsi. L'essere vaccinati non ci esonera, questo è un altro elemento da dire con chiarezza, dall'utilizzo della mascherina, dal mantenimento del distanziamento sociale e dall'igiene delle mani costante e quotidiana. Quindi è ovvio, il vaccino aiuta a proteggerti, ma non è una protezione totale, sebbene tutti i dati dimostrino che il vaccinato che si contagia è un caso che avviene più raramente e quando avviene anche i sintomi e quindi le conseguenze sanitarie ospedaliere sono molto meno forti. Quindi per un governo, uno Stato che si occupa della salute dei cittadini, non è banale sapere che una parte rilevante dei cittadini, quella vaccinata, se anche dovesse ammalarsi non mi finisce in terapia intensiva e non rischia di morire. Ma il Green Pass, io su questo non sono proprio per nulla d'accordo su quello che diceva Luciani, è anche uno strumento a favore dell'economia. E lo dico perché è 1 anno e mezzo che assisto al teatrino di Salvini e della Meloni contro le chiusure, riapriamo subito, non mettiamo i vincoli, ma tenere la sicurezza sanitaria del paese è anche garantire la sicurezza economica. Allora, se io oggi evito che una parte di cittadini che non solo non si sono vaccinati, ma non vogliono neanche farsi il tampone, vada a contagiare gente nei negozi, tengo sotto controllo la curva dei contagi ed evito nuove misure restrittive, evito nuove chiusure. E l'hanno capito gli albergatori tanto quanto i pubblici esercenti, tant'è che dicono siamo disponibili a verificare, a fare la verifica sul Green Pass. Le soluzioni qui e ora valgono bene, o le rivendicazioni valgono bene quando si sta all'opposizione. Nel momento in cui la Lega ha scelto di entrare nel governo, deve entrare a tutti i costi, anche nella sfera delle responsabilità. E lo dico a Luciani e a Salvini che forse non l'hanno capito, ma il tempo delle decisioni scomode al governo non è finito. Se pensavate di venire al governo e fare lo show che si riapriva tutto, il virus era passato, avete fatto male i conti. Stare al governo di un paese sottoposto alla pandemia vuol dire doversi assumere la responsabilità di decisioni scomode. Benvenuti anche voi al governo, cominciate ad assumervi la vostra parte. E guardi, io la distinzione tra chi amministra e chi governa non l'ho proprio tanto capita. La Zaia è al governo della regione, faccio presente che la regione come il governo è un organismo legislativo, quindi non è un comune, facciamo le leggi, quindi abbiamo comunque ruoli di governo seppur territorialmente limitati, quindi Zaia fa un mestiere, si assume delle responsabilità, dice delle cose. Salvini allo stesso tempo e allo stesso modo, con una identica responsabilità non istituzionale verso le persone, con un'identica responsabilità di governo del processo, fa il partito di lotta e di governo, e questa cosa non funziona, anche perché è lì che nasce il messaggio ambiguo rispetto ai cittadini. Perché l'antipatia per il Green Pass nasce anche per il fatto che una parte di quelli che al governo votano a favore dell'introduzione del Green Pass, il giorno dopo va in piazza a manifestare contro il Green Pass.
A me, lo dico, faccio una nota autobiografica, mi ricorda tanto il governo Prodi quando c'erano alcuni esponenti di Rifondazione Comunista che la mattina in Parlamento votavano a favore delle manovre, delle misure di Prodi e il pomeriggio andavano in piazza a protestare. Ferrero, non so se ve le ricordate, uguale, identico, solo che Rifondazione Comunista era un partito del 3%, la Lega di Salvini sembrerebbe essere un partito al 20% e quindi anche la responsabilità è ben diversa. Poi chiudo davvero su questo, io non lo so che film vi siate fatti su Zaia, sulla sua capacità, sulla sua fama globale, la dite voi, io questa cosa davvero non lo so. So che il virus è una bestia terribile, nessuno ha la ricetta su come combatterlo in maniera efficace. Nessun paese, non è che esiste nel mondo un paese che ha trovato lo strumento e la modalità giusta di combattere il vaccino. Neanche Zaia, perché dopo l'esperienza positiva della prima ondata, il Veneto durante la seconda ondata è stata una delle regioni con il maggior numero di decessi, proprio perché un modello a priori non esiste, bisognerebbe lavorare insieme per trovare le soluzioni che sembrano essere quelle migliori. Allora io ho la chiusura, anzi sono andata oltre il tempo, ho sforato, ma do ad entrambi un nuovo appuntamento perché ho capito che la discussione è molto forte, molto calda, per tornare su questo tema ed altri temi che arriveranno con le decisioni del governo delle prossime ore. Grazie davvero ad Alain Luciani, grazie davvero a Vanessa Camani, grazie ad entrambi per essere intervenuti, grazie a voi da casa per averci seguito, buon proseguimento di giornata.